la prima volta che lo vedo anche io, ma insomma vale la pena di esserci. Abbiamo ospiti, appunto, ripeto, importanti, il tema insomma, è drammatico e estremamente d'attualità, insomma, lo sanno tutti, insomma, ci sono i dati che lo testimoniano, una crescita costante degli indicatori in questo senso, ma ne parleremo più avanti. Ditemi voi se... Perfetto. Allora, intanto, buonasera, buon pomeriggio in verità e benvenuti all'incontro Lotta alle infiltrazioni mafiosi nel tessuto socio-economico in Veneto, l'impegno degli ingegneri. E come dicevo 5 secondi fa, in effetti le mafie sono già presenti in questi territori e gli ingegneri come categoria non sono poi così poco vulnerabili o meno vulnerabili delle altre categorie. Insomma. Questo evento serve, in effetti è stato pensato dal FOIV, ma poi ne parleranno i nostri ospiti, per conoscere e sensibilizzare attorno a un fenomeno che può essere sia prevenuto che arginato, anzi dovrebbe essere prevenuto e arginato quanto più possibile. Breve comunicazione di servizio per gli ingegneri che sono qui con noi, immagino siano tanti, vista la platea. Questo evento permette l'ottenimento di 2 crediti formativi per gli iscritti sia all'ordine degli ingegneri che all'ordine dei geometri. Buona notizia, quindi per essere riconosciuti però questi crediti formativi e i partecipanti devono rimanere fino alla conclusione. Ma vedrete, insomma, ci sarà di che scoprire delle cose interessanti, per cui rimarrete sicuramente. Detto questo, io chiamo Paolo Gasparetto, presidente del FOIV, della Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, per i primi saluti. Grazie Paolo. Grazie a tutti voi. Il nostro moderatore ha già rotto il ghiaccio, quindi ha già anticipato il significato di questo incontro, conoscere per poter affrontare il grande problema. Noi ingegneri siamo coinvolti nel tessuto economico e quindi dobbiamo portare il nostro impegno. Il titolo è esattamente quello che noi vogliamo fare e dobbiamo fare e faremo anche nei prossimi anni. E nessuno può ritenersi al di fuori di questa criticità e dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo essere informati. Noi abbiamo una serie di obblighi istituzionali come ordini, che è appunto il più importante, ritengo, è quello della formazione continua. Oggi ci stiamo formando su un tema insolito per noi, ma fondamentale per la nostra professione. Scusate un secondo. Devo ringraziare in primo luogo le 2 presidenti degli ordini di Belluno e di Treviso, Eleonora Dalla Corte ed Eva Gatto, che sono state quelle che all'interno del nostro Consiglio FOIV hanno praticamente imposto questo incontro. Hanno detto: Dobbiamo portarlo avanti. Il nostro Consiglio, all'unanimità, senza avere nessun timore, ha detto sì, partiamo, e oggi siamo qui in questo convegno che è un risultato estremamente importante. FOIV fa parte del CUP, che è il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali del Veneto, e il CUP ha siglato con Regione Veneto un protocollo d'intesa sulla legalità, per la divulgazione della cultura, appunto della legalità. Con noi oggi c'è il consigliere Roberto Bett, che è il responsabile della cabina di regia del protocollo di legalità, che poi ci dirà alcune cose estremamente importanti. Avremo anche grandissimi ospiti, molto importanti, che ringrazio per la partecipazione e il contributo che daranno a questo convegno. Ringrazio le autorità che ci supportano e tutti voi partecipanti, ingegneri e non, perché gli ingegneri da soli non riescono ad affrontare il problema. Dobbiamo lavorare insieme. Questo è un altro esempio di obbligatorietà di collaborazione. La multidisciplinarietà la si manifesta sia negli aspetti tecnici ma anche in questo ambito. Ringrazio la partecipazione anche di FOAV, la Federazione degli Ordini degli Architetti e dei Geometri, Collegio dei Geometri Veneti, con i quali noi collaboriamo fattivamente, e questo sarà un altro canale di collaborazione.
Doveva essere con noi anche il Ministro, vi leggo il messaggio, come sapete purtroppo non è venuto. Gentile Presidente, mi rincresce non poter partecipare all'importante convegno da voi organizzato, perché quel giorno subentreranno impegni di governo che richiedono la mia presenza a Roma. Formulo i migliori auguri di buon lavoro e porgo un cordiale saluto. Carlo Nordio. Come sapete oggi c'è stato, e forse ancora in corso, un Consiglio dei Ministri straordinario sulla drammaticità dell'immigrazione e le criticità che ci sono connesse. Più tardi sarà con noi l'onorevole Marina Marchetto Aliprandi, che dovrebbe arrivare a momenti, e che darà un saluto, soprattutto per quanto riguarda un saluto che porterà di Chiara Colosimo, che è la Presidente della Commissione Antimafia. Quindi appena sarà con noi le lasceremo la parola. Vi ringrazio ancora della partecipazione, del contributo che saprete dare alla fine di questo convegno nei vostri ambienti di lavoro, in tutti i nostri ambienti di lavoro. Grazie ancora. A questo punto chiamo sul palco Eva Gatto, Presidente degli Ordini degli Ingegneri di Treviso, per il suo saluto. Insomma, una delle ideatrici di questo percorso che sembra non essere, cioè il primo ma non l'ultimo, no? Di sensibilizzazione. Prego. Allora, grazie per essere qui oggi così numerosi. Permettetemi di leggere 2 brevi brani estratti dal nostro regolamento deontologico. È dovere deontologico primario dell'ingegnere svolgere la professione in aderenza ai principi costituzionali e alla legge, sottraendosi a ogni forma di condizionamento diretto e indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell'attività professionale. E ancora, l'ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterni di qualunque natura. E come ha già anticipato il Presidente Gasparetto, è di primaria importanza diffondere la cultura della legalità per sensibilizzare gli ingegneri su quelli che sono i rischi della presenza della criminalità organizzata nell'esercizio della professione. Noi abbiamo come obiettivo nello svolgimento della nostra attività quello della tutela della collettività e la tutela della collettività passa anche attraverso questo tipo di eventi. Siamo in un territorio particolare, sono imminenti le Olimpiadi Milano-Torino del 2026. Siamo in epoca PNRR, siamo un'area ad alta vocazione produttiva e questo sicuramente crea appetibilità ma anche vulnerabilità da parte delle organizzazioni criminose. E per questo riteniamo che la prima forma di contrasto alla criminalità organizzata sia quello di parlarne. E noi abbiamo un dovere civile, abbiamo un dovere morale e come professionisti abbiamo anche un dovere deontologico. Grazie. Grazie mille, grazie mille. Allora, assieme a noi anche Stefano Marcon, Presidente della Provincia di Treviso. Grazie di ospitare questo bell'evento. A lei il palco. Grazie, benvenuti in provincia di Treviso. Un saluto a tutte le autorità civili e militari e religiose presenti, in particolar modo a Sua Eccellenza il Prefetto, il signor Questore, a Don Luigi Ciotti e a tutti voi. Fare rete, fare sistema è quel che serve oggi in un territorio anche il nostro, un territorio che appunto vede diverse risorse, ingenti risorse che verranno calate a terra, come si suol dire, 100 milioni per quel che concerne l'edilizia scolastica, e quindi serve che ci sia un presidio e una sensibilità rispetto al tema delle mafie. Ci insegnano, ci dicono che non si vedono, però ci sono, laddove c'è ricchezza, laddove c'è tessuto socio-economico importante, le mafie ci sono, e quindi lavorare in rete credo sia il miglior sistema
per mettere in pista gli anticorpi che servono, gli anticorpi necessari per tutelare la legalità. Gli enti lo stanno facendo, a me viene in mente il protocollo siglato con la Guardia di Finanza, e vedo il saluto del comandante provinciale, piuttosto che con i carabinieri per la gestione, per il NOE, per i rifiuti, che anche lì è un tema insomma molto delicato. E quindi facendo rete, facendo sistema, noi mettiamo in pista tutto ciò che serve per evitare che il pericolo e le insidie mafiose che in questo territorio si stanno purtroppo diramando si possono in qualche modo cambiare. Serve soprattutto far capire che c'è, perché purtroppo nella mentalità è ancora piuttosto diffuso che il nostro è un territorio immune da quel fenomeno. Purtroppo non è più così. Quindi grazie all'Ordine per aver promosso questo momento di incontro e di formazione che aiuta tutti noi a evidenziare appunto cosa bisogna fare per sconfiggere questa malavita. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie mille. Aspetta. Grazie mille ancora. A questo punto chiamano sul palco Davide Acampora, delegato per la legalità del sindaco Conte del comune di Treviso, che è qui con noi per dire 2 parole. Grazie mille. Buongiorno a tutti, per me è davvero un onore essere qui, insomma, davanti a una platea così importante, anche con personaggi davvero di spessore. Vi ringrazio davvero per questa opportunità. Io sono un delegato del sindaco per la legalità. Cosa significa? Che l'amministrazione comunale ha deciso di concedere una delega, un referato ad hoc per la legalità, quindi ha preso un consigliere e gli ha dato questo compito. Questo cos'è? Un segnale che fa capire quanto sia importante la legalità per il comune di Treviso. Cioè proprio io adesso diciamo che siamo appena stati riconfermati qua a Treviso a maggio, quindi adesso la mia attività comincia adesso da settembre dopo la pausa estiva e quindi c'è molto da imparare per quel che mi riguarda e oggi naturalmente è un'opportunità per farlo, ma soprattutto per capire quali sono, no, cosa possiamo fare noi come amministrazione per poter lottare contro la criminalità organizzata, a favore della trasparenza e della legalità. E quindi davvero queste occasioni sono importanti, anche la stessa partecipazione di oggi per quanto mi riguarda è importante. Il Comune di Treviso fa parte anche di un protocollo di avviso pubblico che è una rete diciamo a livello nazionale dove i comuni possono scegliere di aderire. Noi siamo aderenti già da diversi anni e quindi questo manifesta ancora di più quanto per noi è importante il tema, okay? Soprattutto, come diceva il Presidente Marco un poco fa, in un periodo di PNRR, Olimpiadi, di tanti soldi che girano, no? Perché lo stereotipo della mafia con la lupara e il pizzo forse è qualcosa che ancora c'è, ma forse nel profondo sud. Adesso la criminalità agisce con i colletti bianchi, no? Dove ci sono soldi, dove c'è l'alta finanza. Ecco, lì dobbiamo colpire. E questo è il nostro impegno, l'impegno del Comune di Treviso e questa delega che mi ha dato Conte rappresenta. Noi naturalmente formiamo il nostro personale per poter, in sede proprio dire, quando si redigono gli appalti, quando abbiamo anche fondi pubblici da gestire, quindi questo è il nostro impegno e il nostro impegno anche firmare protocolli d'intesa, come ricordava il Presidente, quello firmato a marzo dell'anno scorso, proprio qui in provincia con la Guardia di Finanza in tema di PNRR. Promuovere la cultura della legalità, quindi partecipare anche quest'oggi a questo evento è una promozione della cultura della legalità e naturalmente anche in occasione di tutte quelle giornate che la nostra Repubblica ha ufficializzato come il ricordo di Falcone Borsellino e quant'altro, quindi tutte quelle giornate in cui noi amministrazioni partecipiamo nelle scuole promuovendo eventi che fanno capire insomma quanto è importante questo tema. Io ringrazio ancora tutti per questa opportunità, ringrazio l'Ordine degli Ingegneri, ringrazio le autorità qui presenti, civili e militari ma anche religiose. Vi auguro buon lavoro, buon convegno e grazie per quello che fate, per il vostro impegno per la legalità. Grazie mille.
Prossimo nostro relatore, Roberto Bet, consigliere regionale, cabina di regia, protocollo di legalità della Regione Veneto. Assieme a fianco a lui, insomma non parlerà, ma insomma, ci fa piacere sapere che è con noi, l'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottaccini. Prego. Grazie, buona giornata a tutti. Saluto anch'io le autorità presenti, tutti gli ingegneri. Saluto l'assessore che è qui anche in veste di ingegnere, che fa parte della Commissione per l'Ingegneria Forense del FOIV e quindi particolarmente attento a questa tematica e direi anche invito il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri a invitarlo magari a un futuro convegno proprio sui temi magari dell'ambiente che segue in Regione, che hanno dato luogo a una serie di iniziative portate avanti proprio da lui per la promozione della legalità e per limitare appunto queste presenze mafiose in Veneto. Allora io sono qui in qualità di rappresentante della cabina di regia del protocollo sulla legalità che la Regione Veneto ha stipulato nel 2019 e in primavera di quest'anno ha rinnovato questo protocollo unico in Italia perché rappresenta al suo interno 28 tra parti sociali, associazioni, categorie, sindacati, ovviamente l'associazione comuni, l'UPI, Un'Industria, Banca d'Italia e per finire con il Comitato Unitario degli Ordini Professionali. Quindi tutti gli ordini professionali si siedono attorno a questo tavolo chiamiamolo della legalità e promuovono tutta una serie di iniziative. La logica che la Regione si è data rispetto a questo protocollo è che per combattere la criminalità organizzata bisogna essere organizzati e quindi bisogna fare squadra, ognuno per il proprio ruolo, mettendo in riga tutta quella serie di iniziative che tra l'altro sono già in corso. Per esempio la Regione del Veneto ha già stipulato tutta una serie di protocolli dedicati. Ne cito qualcuno, quello sui fondi del PNR con la Guardia di Finanza, piuttosto quello con le prefetture di Treviso e Vicenza su una delle opere più grandi che stiamo realizzando in Italia, che è la Pedemontana Veneta, piuttosto che altri protocolli legati allo scambio di informazioni sugli appalti pubblici di forniture e servizi nella pubblica amministrazione. Ecco, l'obiettivo è quindi coordinare tutte le iniziative in maniera tale che ognuno, per quanto di sua competenza, possa alzare le antenne e segnalare quelle che possono essere situazioni sospette, situazioni anomale o comunque essere attenti a evitare che la criminalità organizzata possa operare liberamente nel nostro territorio. La Regione non ha competenze in materia repressiva, quindi diciamo la fase patologica delle indagini e dei processi appartengono appunto alle forze dell'ordine e alla magistratura. Noi abbiamo dei compiti di natura preventiva, di natura formativa, tant'è che nell'ambito di questo protocollo abbiamo fatto un mese fa un convegno a Mestre proprio sul tema delle infiltrazioni mafiose, c'era il prefetto, c'erano dei docenti universitari. Stiamo facendo formazione alla polizia locale per quanto riguarda anche il tema del riciclaggio. Ecco, voi professionisti siete, secondo così la visione che abbiamo noi, le sentinelle della legalità sul territorio. Fate parte di tutti quei soggetti che in relazione all'attività che svolgete, qui parliamo di appalti pubblici, parliamo di utilizzo dei fondi europei, piuttosto che, si diceva prima, dei fondi legati alle Olimpiadi di Cortina, ma direi anche siete quelle sentinelle della legalità che si devono occupare anche del tema dell'antiriciclaggio. Noi siamo uno Stato che è stato tra i primi, su ispirazione del giudice Falcone, a introdurre una normativa, Rognoni-La Torre, che ha introdotto il reato di riciclaggio, e poi siamo stati tra i primi a applicare le direttive europee in materia di antiriciclaggio. Per darvi due numeri, il riciclaggio, le segnalazioni di operazioni sospette, nell'ultimo semestre del 2022, dati della Direzione Investigativa Antimafia, ci sono state oltre 80.000 segnalazioni di operazioni sospette. Di queste 80.000, 45.000, quindi più della metà, hanno dato origine ad indagini e a procedimenti che sono in corso. Ecco, di queste 45.000, la DIA ci dice che il 90% arriva
dal sistema economico, dal sistema bancario e finanziario, quindi dalle banche, che sono su questo tema particolarmente attente, perché poi il denaro passa attraverso i conti correnti. Le rimanenti segnalazioni, per esempio i professionisti segnalano il 2% di queste operazioni sospette. Quindi secondo me su questo fronte, su questa normativa c'è ancora molto da lavorare. Lo dico anche nei confronti degli amministratori pubblici e quindi dei comuni, sui quali le segnalazioni sospette, gli indici di anomalia e l'attenzione a questo tipo dell'applicazione di questa normativa è ancora molto debole. Si dovrebbe lavorare di più su questo fronte, e su questo fronte come Regione noi stiamo investendo in convegni, in formazione, soprattutto per esempio per quanto riguarda le amministrazioni comunali. Anticipo che entro fine anno arriverà anche un piccolo vademecum che avrà proprio l'obiettivo di sensibilizzare gli uffici tecnici, gli uffici comunali su questa problematica, tenendo conto, come diceva il procuratore capo Cherchi, che qui in Veneto, come si è detto prima, non siamo più di fronte a infiltrazioni mafiose, ma siamo di fronte a una presenza radicata della mafia in tutti i settori dell'economia, dall'edilizia alla gestione dei rifiuti, a tutti i settori merceologici, perfino ad arrivare alle attività più evolute in tema di criptovalute e di metaverso. E quello che lamenta il procuratore è che questo tipo di attività trovano terreno fertile dove non c'è una cultura della legalità, dove non c'è un'attenzione, una sensibilità sufficiente. Ecco, questo convegno, e faccio i complimenti all'Ordine di Ingegneri, va proprio in questa direzione: alzare l'attenzione, individuare best practice, parlare della presenza mafiosa in Veneto. Serve a essere coscienti, avere la coscienza della presenza e la conoscenza del fenomeno, perché questo fenomeno si combatte solo conoscendolo. Quindi buon lavoro ai relatori, complimenti agli organizzatori, e spero che questa collaborazione, questo fare squadra tra tutti i soggetti impegnati alla lotta alla mafia possa continuare. La Regione è con voi e insieme a voi. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie mille. Dato il consigliere un paio di numeri, insomma, su cui riflettere, anche piuttosto interessanti, ha parlato anche di CUP, il del Comitato Unitario Professori. Abbiamo il vicepresidente Innocenzo Megali qui per un saluto. Grazie, porto il saluto del Comitato Unitario delle Professioni, alle autorità presenti, a tutti i partecipanti, agli organizzatori con i quali mi complimento per l'elevato tenore dell'occasione che viene offerta oggi pomeriggio. I professionisti facenti parte del Comitato Unitario delle Professioni sposano pienamente i principi a cui si sono ispirati gli ordini di ingegneri, perché i principi della qualificazione professionale mediante la formazione continua e dell'etica nell'agire quotidiano sono caratteristiche che riguardano tutti gli ordini professionali e tutti gli appartenenti. Quale può essere l'impegno delle professioni nel contrasto alla mafia? Se la mafia non può essere affrontata soltanto sotto il profilo del diritto penale della repressione, perché vuol dire intervenire in un momento in cui le infiltrazioni o la presenza è già conclamata, si deve agire nell'attività della prevenzione. In questo si indirizza il protocollo che è stato firmato con la Regione anche da parte del Comitato Unitario delle Professioni. La nostra è una normativa anche evoluta sul fronte della prevenzione, perché abbiamo degli strumenti in attuazione di direttive dell'Unione Europea che sono in grado di fronteggiare il crimine, e il ruolo dei professionisti è quello di affiancare imprese e cittadini nella delicata opera di attuazione delle norme. Il principio che il legislatore ci ha dato è quello di attenta identificazione dei rischi in vari settori, soprattutto nel settore dell'economia. Qual è il momento in cui la mafia può aggredire il patrimonio e il tessuto economico? Nel momento di difficoltà. E allora l'intervento del legislatore è stato quello, in materia ad esempio di riforma della normativa sulla crisi d'impresa e del fallimento, di individuare degli assetti organizzativi, dei momenti in grado di anticipare il fenomeno della crisi per evitare che si arrivi troppo tardi, quando ormai l'attività produttiva è definitivamente cessata. Sotto questo profilo
possiamo individuare degli strumenti di prevenzione, di attuazione delle regole e di fare in modo che tutti questi strumenti di attuazione, anche sul piano dei piani anticorruzione, cui si devono adeguare imprese e pubbliche amministrazioni, modelli organizzativi, adempimenti volti a prevenire, possano avere un sistema di controllo, anche sotto il punto di vista del controllo nelle situazioni economiche, nei bilanci delle imprese, nell'attuazione di tutti gli obblighi in materia di prevenzione, dalla sicurezza sul lavoro a quella della lotta alla criminalità. I professionisti sono a fianco delle imprese e hanno degli obblighi sanzionati non soltanto sulla base della normativa vigente, ma anche sulla base dell'attività degli ordini professionali. Quindi ringrazio tutti e auguro buon lavoro. Grazie mille. Ultimo dei saluti iniziali, Luca Scappini, consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a tutti. Mi sono preparato 2 righe. Ovviamente sono molto onorato di portare i saluti del Consiglio Nazionale, del Presidente Domenico Perrini, di tutto il Consiglio, per questa iniziativa che ho visto un attimino nascere, un po' di lato, ma ha coinvolto tutti gli ingegneri del Veneto. E sono molti anni che la mafia è presente nel nord e in Veneto, lo sappiamo, non possiamo nasconderci da questo dato. Secondo le più recenti stime di Banca Italia e della DIA, si calcola che circa il 6-7% delle aziende operanti sul territorio regionale sia a rischio di infiltrazioni mafiose, per un numero complessivo di attività che si aggirerebbe attorno alle 8.000 unità. Le mafie hanno infatti nel corso del tempo dimostrato di possedere una capacità di adattamento al tessuto sia economico che sociale che produttivo, che le ha portate oramai ad essere presenti su tutto il territorio nazionale e anche qui da noi. Non passa giorno che la Commissione Antimafia non inviti il tessuto istituzionale a mantenere alta la guardia per evitare che le mafie si infiltrino negli appalti e nei progetti, motivo per cui tutti noi dobbiamo essere vigili e l'impegno della nostra professione e del CNI, che rappresento, è storicamente stato molto deciso in questo senso. Vorrei proprio partire dall'aspetto sociale delle mafie. Come ha più volte sottolineato il giudice Giovanni Falcone, il fenomeno della criminalità organizzata, prima ancora di essere un fenomeno prettamente criminale, è frutto di relazioni sociali e di un comportamento umano. La promozione continua di una solida cultura della legalità e lo sviluppo di codici etici e deontologici, fondamentali per il mondo dei professionisti, sono armi importantissime di contrasto e prevenzione dalle mafie. La cultura della legalità rappresenta un perno centrale nella vita democratica ed economica del nostro Paese, nonché un presidio che assicura anche i principi di eguaglianza e giustizia sociale. L'impegno del CNI nel contrasto del fenomeno della criminalità organizzata è sempre stato netto e deciso. Il nostro codice deontologico, al punto 5.3, afferma chiaramente che costituisce una grave violazione deontologica lesiva della categoria professionale ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare. Infatti essere conniventi con le mafie o avere contatti con realtà in odore di malaffare è lesivo per la reputazione di tutta la nostra categoria e penso anche quella di tutti i professionisti. Bisogna essere netti in questo senso e applicare tolleranza zero verso chi cerca scorciatoie o relazioni torbide per raggiungere o un appalto o una commessa, perché questo danneggia soprattutto quelli di noi che operano da sempre nella legalità, anche in mezzo a tante difficoltà e le crisi degli ultimi anni. Taglio, sarebbe un po' più lungo l'intervento, ma mi ero fatto due parole perché ero molto intimorito da quello che c'era da dire, perché mi sono sempre sentito molto piccolo su un tema così grande. E a me è capitato, come consigliere del CNI, di dover giudicare dei colleghi che sono stati radiati
dall'ordine locale per mafia. E non è stata una cosa semplice, o forse è stata tecnicamente semplice, ma internamente difficile. E guardando tanti video, leggendo molto per prepararmi questo intervento di saluto, ho capito quanto ero piccolo in quel momento in cui comunque non ho permesso a un collega di poter reiscriversi a un ordine e di non poter più esercitare la propria professione, che è una pena che si associa a fianco a quelle penali, civili e quant'altro che sono in possesso degli ordini professionali. È stato giudicato, non è stato riscritto, ma evidentemente mi sono sentito veramente non in grado di andare a fondo di quello che stavo facendo. Però penso che ci sia da stare attento. Sono colleghi che provenivano da altri territori d'Italia, ma anche qui abbiamo dei campanelli di allarme. Ci sono dei campanelli di allarme perché agli ordini di tanto in tanto arrivano delle interdittive. È difficile capire se siano legati a fenomeni prettamente locali o più generalizzati, ma ormai anche nel locale dobbiamo iniziare a ipotizzare che ci possono essere dei problemi di infiltrazione mafiosa. E così su 15.000 iscritti di ingegneri agli ordini del Veneto può capitare sempre più frequentemente che arrivino questi avvisi. Ho ascoltato, fra le varie cose, la tua intervista, Eva, alla televisione, tutta quanta, e incalzavano un po' nel sapere, ma ci sono già dei casi o lo fate preventivamente? Probabilmente hai detto la cosa giusta, poco dipende, bisogna che gli ingegneri diventino delle sentinelle perché anche noi abbiamo uno strumento per poter segnalare questo fenomeno. E chiudo velocissimamente ringraziando ovviamente le presidentesse Eva Gatto e Eleonora Dalla Corte. Il Veneto ha una grossa anomalia territoriale dove, a fronte di pochissimi ingegneri donne che ci sono in Italia, noi abbiamo un sacco di presidenti donne degli ordini, e mi sono chiesto, ma questa sensibilità è la prima volta, è tanti anni che giro nel mondo ordinistico, ma è la prima volta che mi capita di partecipare a un convegno con questo titolo, che sia proprio la sensibilità delle colleghe che poi ha fatto scattare questa volontà di fare questo convegno. È una cosa che insomma mi tengo nelle mie riflessioni, ma condivido con voi, mi fa molto piacere. Insomma, speriamo che si possa ripetere il prima possibile. Buona giornata a tutti. Grazie mille. Grazie. Ma è con noi anche l'onorevole Marina Marchetto Liprandi, che ci porta i suoi saluti, se è così gentile a venire a darci un saluto, di Chiara Colosimo, Presidente della Commissione Antimafia. Grazie di essere con noi, e, insomma, ascoltiamo volentieri le sue parole. A tutti, io innanzitutto mi scuso per il ritardo dovuto ad un imprevisto familiare. Nulla di grave, un mio nipote, quando gli ho detto lavati le mani che è pronto il pranzo, era già arrampicato sull'albero e quindi si è slogato un attimino, quindi mi ha portato un ritardo di un'ora sulla mia tabella di marcia e chiedo scusa perché istituzionalmente non dovrebbe succedere, ma quando sono a casa sono anche nonna. E sono particolarmente orgogliosa di essere qui in rappresentanza anche della Presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo. Questo governo è particolarmente attento alle varie infiltrazioni in tutte le sue declinazioni. Penso sia a conoscenza di tutti quello che si sta facendo e penso anche che sia da intervenire a livello culturale, proprio perché ci debba essere una necessità, sentire una necessità per la supremazia della legalità in tutti i suoi aspetti. Siamo tutti chiamati a fare il nostro dovere e in tutti gli ordini e gradi della pubblica amministrazione, delle forze di polizia, dei controlli, degli enti locali, dei comuni, che sono i più vicini sul territorio. Quando si sente che non c'è la continuità generazionale in alcune aziende,
e che diventa presidente di qualche associazione, di qualche SPA, non Salus per Acqua, ma Società per Azioni, qualche persona che non è non solo del territorio ma anche conosciuta, bisogna alzare le antenne secondo me. E ho trovato una favorevole sponda anche fra le forze dell'ordine. Questo io penso sia basilare, perché proprio per il principio di sussidiarietà tutti dalla base dobbiamo fare il nostro dovere, proprio per essere sentinelle, come diceva l'ingegnere che mi ha preceduto. Io sono qui per prendermi gli appunti e sono particolarmente grata per le osservazioni che verranno fatte, per la sensibilità dimostrata dagli organizzatori su questo tema. Un tema che ci riguarda, ripeto, tutti, indistintamente, dalle piccole attività commerciali fino a quelle che includono attività economiche molto importanti, che poi sono anche decisive nella vita politica, se permettete. Quindi, riscusandomi per il ritardo, starò qui fino alla fine e sarò ben lieta di essere ponte tra il nostro territorio e il palazzo cosiddetto, che non deve essere visto come una cosa avulsa, lontana. Se sono qui è proprio per questo. Io vi ringrazio. Buon pomeriggio. Grazie mille. Vabbè, allora cercherò di parlare più ad alta voce. Ecco. Appunto dicevo grazie mille a tutti quelli che sono intervenuti fino adesso, a quelli che interverranno, uso il microfono, perfetto, a quelli che interverranno dopo un momento che riteniamo importante. Uno spettacolo che si chiama Aspide, Gomorra in Veneto, a cura di Archipelagos, credo che si dica teatro, con Gioia D'Angelo e Martina Testa, che invito sul palco appena pronte. Insomma, uno spettacolo forte che probabilmente spero che sia di ispirazione per tutti noi. Insomma, ecco. Grazie ancora e a dopo lo spettacolo.
Loro mi dicono scrivi un pezzo su questo e io scrivo. Lo faccio sempre. Apro internet, trovo qualche informazione, scrivo il pezzo. Tu che sei giovane, scrivi un pezzo sui social e io scrivo. Tu che sei donna, scrivi un pezzo sulle differenze di genere e io scrivo. Ma ho scritto anche di feste popolari, teatro, cronaca nera e soprattutto calcio. Seguo tutti i campionati, dalla Serie C svedese alla Serie A italiana. Mai un intoppo, sempre tutto liscio. Io sono il Cristiano Ronaldo degli articoli su richiesta. Fino a qualche giorno fa, il capo è entrato. Siamo contenti di come stai lavorando. Sei giovane ma sei brava. Ti senti pronta per il salto di qualità? Ho deglutito in modo molto rumoroso. Mi succede sempre quando mi emoziono. Abbiamo bisogno di un articolo sulla mafia. La mafia in Veneto, il caso Aspide. Mi hai sentito parlare? Tra poco c'è l'anniversario dei 12 anni. Ci serve un pezzo forte, di denuncia, arguto, rabbioso. Va bene, lo faccio. Mi ha lasciato un malloppo di fogli sulla scrivania, il verbale del processo, articoli, testimonianze. Porca miseria, che colpo di culo! Oh, questo sì che mi fa fare il salto di qualità. Io sarò il Roberto Saviano del Basso Veneto. Io non scriverò un articolo, io scriverò un libro, poi dal libro faranno un film. Speriamo di non ricevere minacce. Sarebbe seccante. Vuoi che ti racconti la mia storia? Ti avverto. È una storia molto brutta e molto lunga. Sai come abbiamo fatto io e mio marito? Ci amavamo talmente tanto che non abbiamo permesso che nulla si mettesse tra di noi. Tu pensa alla cosa che ami di più e poi scrivi il tuo nome. Ti verrà facile, giuro. Non ce la faccio. Non riesco, non so cosa sia, non mi succede mai, Sono bloccata. Ho tutti i documenti di fronte a me, è tutto perfetto. Ci sono tutti gli elementi per una storia toccante, avvincente, profonda, eppure non riesco. Ok, respiriamo. Una cosa alla volta. Partiamo dal titolo. Aspide. Cos'è? Tipo una biscia, no? L'aspide o vipera aspis, più conosciuta come vipera, è un serpente diffuso nell'Europa occidentale. È un animale a sangue freddo e per questo è attiva solo quando le temperature del suolo raggiungono i 25 gradi. Vive in luoghi freschi e assolati. E a me cosa me ne frega? Che palle la mafia. A me non fa paura. Mi sembra una di quelle storie che si raccontano i bambini per spaventarli. Non accettare caramelle dagli sconosciuti. Attento all'uomo nero. Attento alla mafia. A Napoli io capisco che sia qualcosa con cui ci si confronti tutti i giorni, ma qui io non ho mai conosciuto un mafioso. Mi sento quasi in difetto. Vabbè, poche cazzate, qualcosa dovrai pur scrivere. Concentrati. Qual è la cosa che più ti interessa di questa storia? Qual è il tema? Qual è la domanda? L'estate del 2008 noi per la prima volta non andiamo in vacanza. In Italia si inizia a parlare di crisi, chiudono le prime aziende. Noi ancora non abbiamo subito grossi colpi, ma quell'estate ci diciamo, ma sì dai, ma chi ce lo fa fare, Ci godiamo la città d'estate e i ragazzi li mandiamo al campeggio dell'oratorio che costa poco. Io mi chiamo Rosalina e faccio la catechista. Nel mio lavoro per fortuna la crisi non esiste. Mio marito si chiama Rocco Ruotolo, ha 2 aziende edili, la BR Costruzioni e la Edil Rocco. Non siamo ricchi ma stiamo bene, siamo normali. Quella del 2008 sarà la nostra ultima estate normale. Dall'inizio della crisi in Italia sono fallite più di 90.000 aziende e oltre 2 milioni di persone sono rimaste senza lavoro. Solo nel 2009 si contano circa 400.000 disoccupati. Le regioni più colpite sono Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. La Lombardia è la regione col maggior numero di aziende costrette a chiudere, ma il Veneto ha un primato particolare. È la regione col maggior numero di suicidi legati alla crisi, 280 dal 2008. A togliersi la vita sono per lo più imprenditori, piccoli artigiani. Solo nel 2009 sono 22 gli imprenditori suicidi in Veneto. È come essere colpiti da una malattia. Ci si ammala di crisi ed è contagioso.
Tutto inizia con un cliente che tarda a pagare, succede, è normale, no? Quindi aspetti. Poi i clienti diventano 2, 3, 4, 5, alcuni falliscono, altri scompaiono, altri giurano che pagheranno, hanno bisogno di tempo, sono in difficoltà. Beh sì, ma anche noi siamo in difficoltà. Mio marito deve pagare gli operai e li paga perché è una persona onesta, ma non gli rimangono abbastanza soldi per portare avanti entrambe le aziende. Così prova a chiedere un prestito per salvarle, ma le banche glielo rifiutano. E nel novembre del 2009 è costretto a dichiarare fallita la BR Costruzioni. Non dorme per una settimana. Mi piace, inizia ad intrecciarsi bene, ma quanto forte sono. Allora, la crisi non colpisce solo Rocco e Rosalina. Vicino a Padova, a Mestrino, anche la JTA SRL, impresa che si occupa di trasporti speciali, è in grande difficoltà. Il titolare si chiama Johnny Giuriatti. Johnny. Nonostante il nome da mafioso italo-americano, è un uomo elegante, di bell'aspetto e veneto. Nel 2008 la sua azienda è in una situazione disperata. Ogni notte Johnny fa lo stesso sogno. Si trova in una stanza piccola, praticamente buio. E poi da una porta iniziano ad entrare delle persone. Suonare, lontano di casa, vicino di casa, suo fratello, e tra poliziotti, e iniziano tutti offendono a lanciare gli oggetti. Lui cerca di scappare. Johnny vorrebbe fuggire, ma non ci sono porte. Nel 2011, durante il processo, dirà: a un certo punto mi sono reso conto di non avere scelta. Sarei diventato vecchio pagando i debiti. Io e Rocco siamo entrambi dei testardi. Su questo senza dubbio ci siamo trovati. È perché abbiamo fede, sappiamo che se noi facciamo la nostra parte, la provvidenza prima o poi farà la sua. Così mio marito concentra tutte le sue energie sulla Edil Rocco. Gli serve un mutuo per iniziare la costruzione di 6 villette. Ha già il terreno, ha già il cantiere, ha già le persone interessate a comprarle, è tutto perfetto. L'unica cosa che manca sono i soldi. Così Rocco torna in banca per cercare di ottenere un prestito. E io quella mattina prego tantissimo e mi sento una cattiva credente perché prego per avere qualcosa in cambio, ma non è per me. E poi arriva la chiamata. Gli hanno rifiutato quei soldi. Mario Crisci è un consulente finanziario di Castelvolturno. Perché mi sembra di aver già sentito Castelvolturno? C'è il campo di allenamento del Napoli. Vabbè, stavo dicendo, Mario Crisci è un consulente finanziario. Cercando su Google il suo nome si può trovare facilmente il sito internet da cui gestisce le sue attività. Quali servizi offre Crisci? Diciamo che dà una mano agli imprenditori più in difficoltà. E siamo in piena crisi, quindi è pieno di imprenditori in difficoltà. In pratica aiuta ad evadere il fisco, a non pagare le tasse e i contributi ai lavoratori e ad aprire nuove società in Svizzera e a San Marino per esportare i capitali in modo illegale. Offre agli imprenditori che hanno problemi penali di liquidare la propria azienda utilizzando un prestanome e di costituire insieme una nuova società. Durante il processo, Crisci dirà: proteggevo l'imprenditore dalle conseguenze penali intestando alla sua società un prestanome e trasferendo la loro sede a Napoli. Perché? Perché una bancarotta a Pordenone viene sanzionata con 6 anni di carcere, a Bologna con un provvedimento cautelare e a Napoli cade nel dimenticatoio. Anche se in alcune occasioni abbiamo dovuto risolvere il problema pagando delle tangenti a dei finanzieri. Io mi ricordo la frustrazione. Vorrei aiutare Rocco e non c'è nulla che io possa fare. Lui è agitato, è arrabbiato. La sera lo accarezzo, cerco di farlo addormentare, gli dico: dai che ce la faremo, Rocco, in qualche modo ce la caveremo. Poi un giorno arriva una telefonata. Tonin, un nostro conoscente, imprenditore anche lui, si è suicidato. Quella forse è la prima volta che ho veramente paura. Tu non puoi farlo, Rocco. Hai capito? Non puoi, non te lo permetterò.
Lui mi dice di stare tranquilla, ma io ho paura. È tramite il sito internet che Johnny Giuriatti entra in contatto con Mario Crisci. I due iniziano a collaborare. La JTA SRL sposta la sua sede fiscale da Mestrino a Napoli e viene intestata ad una prestanome fornita da Crisci. In questo modo Johnny si libera da tutti i debiti che ha verso lo Stato. Poi costituiscono insieme una nuova società, la Global Scorte SRL, con sede a Mondragone, in provincia di Caserta, ed intestata da Alberto Carraturo, altro prestanome. Questa nuova società, di fatto, è gestita da Giuriatti e Crisci insieme. Sì, perché tra i due nasce un rapporto di amicizia. Se le intendono, si trovano bene a lavorare insieme, fanno buoni affari. È qui che a Crisci viene un'idea. Una sera andiamo a casa da amici di famiglia, i Brusca Gin. Anche loro hanno un'azienda e sono nella nostra stessa situazione. E nonostante questo è una serata piacevole, non si parla di lavoro. A un certo punto Rocco mi guarda e si vede che è felice di essere lì. A processo Crisci dirà: ho deciso di stabilirmi nel nord-est a Padova perché lì il tessuto economico non è così candido e onesto. A inizio 2009 nell'azienda di Johnny Giuriatti arrivano i napoletani Mario Crisci, Antonio Parisi, Ciro Parisi e Massimo Covino. Verranno presentati ai dipendenti della Global Scorte come gli incaricati del recupero crediti. Poi Alberto dice a Rocco: vieni un attimo nello studio, ti devo parlare di qualcosa. E io in quel momento provo una strana sensazione, una specie di ansia immotivata. Vorrei dire no, non andare nello studio, ma mi rendo conto che è assurdo, quindi sto zitta. La sera, quando torniamo a casa in macchina, c'è silenzio. Rocco sta in silenzio. Io so che è per qualcosa che gli ha detto Alberto, ma non so come affrontare l'argomento. Lui continua a guidare, non distoglie gli occhi dalla strada. E poi mi dice che Alberto gli ha dato il nome di una società che fa prestiti di qualunque somma, che lui ha appena chiesto 200.000 euro e glieli hanno dati. Il problema è che fanno dei tassi di interesse molto alti. Dice questo e poi torna in silenzio. Sì, ma quindi sono degli strozzini? Cristiana Principali è una storica dipendente di Johnny Giuriatti. Durante il processo dirà: con l'arrivo dei napoletani Johnny si è fatto vedere sempre di meno, mi diceva di fare tutto quello che volevano loro. Di fatto chi comandava era quello grassottello, Mario Crisci. Lui dava ordini a tutti, anche a Johnny. Stare in azienda era diventato difficile, i napoletani erano aggressivi, urlavano, insultavano. La maggior parte degli impiegati si è licenziata per questo. Poi un giorno Johnny è venuto da me e mi ha detto di avere un nuovo progetto insieme a Mario. Volevano aprire una società di sicurezza, investigazione e recupero crediti. Si irrita per la domanda sugli strozzini. Che cosa possiamo fare, Lina? Così non possiamo andare avanti. Proviamo, no? Domani chiamo e vediamo che cosa mi dicono. E io di nuovo provo questa specie di ansia, come se fosse un presagio. Allora gli chiedo: sì, ma chi sono questi? Voglio dire, è legale oppure no? Mi risponde che non lo sa, che hanno la pubblicità sul giornale di Padova, quindi dovrebbe essere legale. Si chiamano Aspide SRL. Così la volevano chiamare. Io gli ho detto di non fidarsi di quelle persone. Il giorno dopo sono stata licenziata. Non sarò mai come Roberto Saviano. Troppo poco sangue. Ho dei mafiosi timidi. La verità è che non riesco a scrivere, ancora non ho trovato la strada giusta. Sì, la storia di Rocco e Rosalina non è male, anche Johnny e Crisci sono dei personaggi interessanti, ma perché parlarne adesso? Che sono passati tanti anni e ci sono cose più urgenti. Potrei scrivere un pezzo pieno di banalità sulla mafia, il coraggio di opporsi, gli imprenditori onesti e cazzate simili, ma io voglio scrivere qualcosa che sia una bomba, qualcosa che ci tocchi tutti e da vicino. Ho deciso di stabilirmi nel nord-est a Padova perché lì il tessuto economico non è così candido e onesto. Qui c'è qualcosa, in questa frase. Dio, come mi manca scrivere di calcio! È maggio del 2010, quando Rocco si convince a chiamare Aspide SRL. Gli risponde un tale Johnny, un uomo veneto dai modi gentili, che gli assicura che la sua società è disponibile a erogare qualunque somma di contanti in breve tempo. Non si nasconde, gli dice che i tassi di interesse sono molto alti,
ma lo rassicura dicendo che fino a quel momento nessuno ha avuto problemi nel restituirli. Fissano un appuntamento per il giorno dopo, negli uffici di Aspide, in via Lisbona 28. La mattina dopo Rocco è teso. Io lo aiuto a scegliere dei vestiti eleganti e intanto gli dico: dai Rocco, questa è la volta buona, eh? Questa volta ripartiamo veramente. Lui non dice niente. Prima di uscire mi chiede di fare una preghiera. Io la faccio e aspetto. A ricevere Rocco ci sono Johnny e Crisci insieme. Quando devono incontrare un nuovo cliente si vestono sempre molto eleganti e fanno quello che una banca non può fare. Si mostrano umani. Si fanno raccontare tutte le vicende economiche di Rocco. Sono gentili, si indignano con lui, si dicono dispiaciuti per le difficoltà in cui la crisi l'ha cacciato. E alla fine dichiarano di essere disposti a concedere il finanziamento richiesto, 300.000 euro per completare i lavori delle 6 villette, ma con un tasso di interesse del 15% mensile. Cioè 7.500 euro al mese di soli interessi su una prima tranche di 50.000 euro. In quel momento Rocco non riesce a pensare a quanto può essere difficile restituire quei soldi. Non pensa a quello che può succedere, non pensa a chi sono le persone che ha davanti. L'unica cosa che conta è che può ricominciare a lavorare. I lavori alle villette possono iniziare, può ricominciare a vivere. L'Aspide SRL viene costituita il 26 giugno 2009 dal notaio Iodice di Caserta. La firma sul contratto è di una disoccupata casalinga di Castelvolturno, una prestanome. Sulla carta, Aspide è una società di sicurezza per supermercati e recupero crediti. Per Crisci, Aspide è una perfetta scatola vuota, una maschera all'apparenza legale dietro cui nascondere tutte le sue attività illegali. A fine 2010, Aspide ha prestato denaro con tassi di usura ad oltre 130 imprenditori. La loro attività raggiunge Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Belluno, Rovigo, il Trentino Alto Adige, Milano, Varese, Brescia, Piacenza, Pavia, Crema, Bologna, Reggio Emilia, Mantova, Rimini, Oristano e Cagliari. In minor misura anche Piemonte, Umbria e Toscana. È come svegliarsi dopo aver fatto un brutto sogno. Ti rimane attaccata la sensazione che non va tutto bene, che non è tutto a posto, ma non puoi fare a meno di essere felice di esserti svegliata. E così è per noi in quei giorni. I lavori alle villette iniziano, entrano i soldi dei primi pagamenti e noi riusciamo a pagare la rata di maggio e di giugno. Poi a luglio qualcosa non va come sperato. Lina, non ho tutti i soldi dei pagamenti. È luglio, dico io. La gente ha sempre pagato il ritardo d'estate, Rocco, ma vedrai che capiranno. Dunque, a capo di Aspide sta ovviamente Mario Crisci, il dottore. Il suo vice Antonio Parisi. Poi c'è il figlio di Antonio, Ciro Parisi, 21 anni, e Massimo Covino, con un passato in carcere da 416 bis, ossia associazione mafiosa. Ecco, loro sono il gruppo dei napoletani e vivono tutti insieme in un appartamento a Padova. Poi c'è Johnny Giuriatti, che Crisci considera ormai più un amico che un collega, la contabile Donatella Concas e l'ex carabiniere Cristian Tavino. È lui l'unico che durante il processo collegherà il gruppo con la criminalità organizzata, con i clan dei Casalesi, e racconterà del giuramento di sangue che venne fatto nelle sedi di Aspide. Un taglio sul palmo e poi la stretta di mano tra i capi, per suggellare il loro patto per sempre. Quando Rocco arriva al bar dove ha l'appuntamento, è felice di vederli tranquilli, sorridenti. C'è il dottore, Mario Crisci, e Johnny Giuriatti. E poi ci sono altri 3 napoletani che Rocco non aveva mai visto prima. Ciro e Antonio Parisi e Massimo Covino. Vedendoli Rocco si inquieta un po', però sorride e consegna la busta con dentro il denaro. Ragazzi, questo mese manca qualcosa, ma il prossimo mese saldo tutto. C'è un attimo di silenzio. Che cosa? Sì, alcuni clienti hanno tardato a pagare, ma il prossimo mese saldo tutto. Ah, buono, Rocco. È per i clienti, no? Ma sì, non ti preoccupare. Però prima che te ne vai ti volevamo fare vedere una cosa dentro gli uffici. Rocco capisce che qualcosa non va come dovrebbe. Prova a rifiutare, ma gli dicono che è importante.
La sera, quando torna a casa, ha una ferita sullo zigomo, un occhio nero, un sopracciglio spaccato. Rocco, ma che cos'è successo? Lui non parla, non dice niente, guarda dritto davanti a sé, si vergogna, lo vedo, lo sento. Poi inizia a raccontare. Mi hanno picchiato, in 3. Johnny guardava e Crisci li incitava. Un pugno sullo stomaco, uno nel naso, uno tra le costole. Picchiatelo, così impara. Picchiatelo perché io vi pago per questo. Massimo, piega la pistola. Massimo Covino prende la pistola e mi fa inginocchiare. Ma perché mi fai fare questa cosa, Rocco? Perché ti devo fare ammazzare? Io non parlo, non urlo, non grido, non dico niente, non mi sembra vero. Ma che cosa ci faccio io qua, Io sono una brava persona, che cosa vogliono da me? Che cosa volete da me? Le penso queste cose, ma non le dico. Lo sai che siamo noi, Rocco? Noi siamo i casalesi. Lo sai che non devi rompere i coglioni ai casalesi, altrimenti ti esplode la faccia? Massimo Covino prende la pistola, estrae un proiettile e me lo dà. Così la prossima volta ti ricordi di pagare. Perché se non paghi, la prossima volta questo finisce dentro di te. Un altro pugno nella schiena, uno in faccia, uno sul naso. Lo sai qual è la caratteristica dei casalesi, Rocco? Che noi ti veniamo a cercare. Se ci denunci, ti troviamo e i tuoi figli li facciamo finire in sedia a rotelle, mi capisci? Gli annunci pubblicitari di Aspide dove si trovano? Sul Mattino di Padova. Così attirano gli imprenditori. Perché sono tutti imprenditori con un disperato bisogno di denaro, le persone a cui Crisci e compagni prestano soldi. Inoltre, all'interno dell'associazione ci sono gli addetti al procacciamento dei clienti e alla gestione degli usurati. Tra questi c'è Gabriele Marostica. Marostica è una delle vittime di Aspide. Sull'orlo della bancarotta aveva chiesto un prestito che poi non era più riuscito a restituire. E allora, per sottrarsi alle minacce e alle pressioni del gruppo, fa dei lavori per loro. Un giorno però Marostica decide che non ce la fa più a vivere sotto le minacce di Aspide. Decide di denunciare. Prima di farlo ne parla con Federico Turrini, suo amico e anche lui vittima del gruppo. Turrini decide di avvertire Crisci. Per stringere i rapporti, per farsi perdonare. Oppure perché lo considera più pericoloso della polizia, più efficace. Grazie alla sua soffiata, tutti i membri di Aspide spariscono per qualche tempo, non si incontrano più. Quando il PM chiederà a Turrini perché non si fosse rivolto allo Stato, egli risponde: purtroppo il codice penale, la parola paura, non la comprende, mi capisce? Qualche giorno dopo aver sporto denuncia, Marostica ritira tutte le accuse. E ora cosa facciamo, Rocco? Rocco, sono davvero la mafia. Non lo so, Lina, ma abbiamo bisogno di quei soldi. Proviamoci ancora per un po'. E così nei giorni seguenti ricerca chiunque gli dovesse del denaro. Fa pressioni, urla al telefono, supplica, fino a che riesce a mettere insieme l'ammontare della rata di luglio. Quando torna al bar ci sono Crisci e Johnny Giuriatti. Rocco cerca di mettersi sul loro stesso livello, di fare amicizia, in effetti sembra funzionare. Si vede che a Crisci Rocco sta simpatico. Così mio marito ne approfitta. Ragazzi, questi sono i soldi che mancavano a luglio, visto che li ho trovati. Però ad agosto sarà la stessa cosa, la gente è in vacanza. Perché non rimandiamo il saldo a settembre? Johnny sorride e lentamente estrae una pistola dai pantaloni e l'appoggia sul tavolino di fronte agli occhi di tutti. Rocco. Allora non l'hai capito che questa non è una banca? Ma tu lo sai che succede se non paghi in tempo? Che gli interessi crescono e tu ci devi dare più soldi. Si fottuto perché i soldi non ce li hai. Allora lo sai che cosa puoi fare? 2 di quelle belle villette colorate che stai costruendo le intesti a Ciro Parisi, l'amministratore di Aspide. Così noi stiamo a posto, hai capito? Questo è il fine ultimo di Crisci, lo spossessamento di tutti i beni dell'usurato. Con minacce, violenze fisiche, richieste di denaro sempre più alte, gli imprenditori diventano totalmente assoggettati al sodalizio. E allora, per cercare di placare le loro richieste, gli intestano tutte le loro proprietà.
Intanto cedono un ufficio, una casa, una macchina, lasciano in congestione l'azienda. Aspide è un cancro e sta infettando tutto quello che tocca. Sogno che sono in un campo con Rocco e i miei figli che mi sono ancora di bambini. Sta calando il buio e noi non sappiamo come tornare a casa. E poi di colpo iniziano degli spari. Allora noi ci mettiamo a correre, Rocco corre, i bambini corrono e vorrei correre anche io, ma le gambe sono pesanti, non si muovono. E allora chiedo aiuto. E Rocco si ferma per aiutarmi. E in quel momento mi sparano. I bambini corrono e uno dopo l'altro cadono a terra e io grido, piango, chiedo aiuto, prego Dio di aiutarmi, mi sveglio che sto ancora singhiozzando. E Rocco mi stringe al petto e mi dice: stai tranquilla, è solo un sogno. E io gli dico che non ce la faccio più, che così non possiamo andare avanti. Lo so, mi dice. Ho deciso di andare a denunciarli alla polizia. Di oltre 130 imprenditori vittime di usura, solo 3 decidono di denunciare. Il primo di questi è Rocco Ruotolo. Il 9 settembre del 2010 Rocco va alla polizia. Io lo aspetto a casa. Purtroppo il codice penale la parola paura non la comprende. Ora, quando sono in giro, faccio un gioco. Di tutte le persone che incrocio per strada mi chiedo chi potrebbe essere un membro di Aspide. Rocco alla polizia racconta tutto. Chi? Un usurato che non denuncia? Consegna il proiettile e la fotocopia della carta d'identità di Ciro Parisi. Chi potrebbe essere Rocco Ruotolo? I poliziotti gli credono, dicono che inizieranno subito le indagini, ma hanno bisogno di più prove per poterli incastrare. Mi baso sull'abbigliamento, il modo di fare, l'espressione del viso. Non è facile. Mio marito protesta, ma che cos'altro posso fare? Io credo sarei come Rocco Ruotolo. A me la mafia non fa paura. Io gli farei un culo così a quelli. Puoi diventare un infiltrato. Dirgli che collaborerai con loro, che sei dalla loro parte e intanto portarci prove, tante prove, noi ti proteggeremo. Sono una persona onesta io. Non so cosa sia passato nella testa di mio marito, ma ha detto sì. Mario Crisci è una persona precisa, ambiziosa e molto scrupolosa nel suo lavoro. E quello dell'usuraio è senza dubbio un lavoro che sa fare bene. Una volta che l'imprenditore è caduto nella sua rete, dopo la fase dell'accordo, inizia la fase dell'intimidazione. L'imprenditore deve sapere bene con chi ha a che fare e deve avere paura. Quindi pistola in bella vista e un uso continuo della parola magica Casalesi. In una telefonata con Donato Corso, imprenditore, Mario Crisci dice: il problema è che i soldi che mi dovete dare li aspettano tante persone. Voi ci siete mai stato in carcere? Voi non sapete quanto è triste aspettare i soldi in carcere. Perché se i soldi non arrivano, quello che sta in carcere si incazza e poi quando esce ti viene a cercare. Subito dopo la denuncia passiamo dei giorni tranquilli. Rocco ha intestato 2 delle villette a Ciro Parisi e in questo modo le rate si sono abbassate, lui è più tranquillo. Gli sono venuti i capelli bianchi però. Avere alle spalle la polizia fa stare più tranquilla anche me. Un giorno faccio una torta al limone. Non la facevo da un sacco, la mangiamo insieme anche con i ragazzi e mi sembra di tornare indietro di 10 anni. Mario Crisci si vanta spesso con le vittime dei suoi legami con i casalesi e in particolare utilizza sempre il nome di un camorrista importante. Antonio Parisi, che è di Casal di Principe, si spaventa e glielo dice: guarda che non puoi usare così quel nome. Se quello lo viene a scoprire, 2 sono le cose. O ti chiede dei soldi per l'utilizzo del nome, oppure va a finire male. Poi però l'incubo ricomincia. Quelli iniziano a essere dappertutto, anche di notte. Lo chiamano al telefono, gli dicono che il suo interesse sta salendo, che deve fare qualcosa, altrimenti lo dovranno picchiare di nuovo. La sera io e Rocco parliamo sotto le coperte. Rocco, tra quando finirà? Non lo so, Lina, non manca molto, stai tranquilla. Ma io non gli credo.
Lo so che mi sta mentendo. In quei giorni Krish è preoccupato. Negli uffici di Via Lisbona hanno infatti ricevuto i primi controlli da parte di polizia e guardia di finanza. Tutto è andato liscio, sembra non si siano accorti delle loro attività illecite, ma la sera riceve una telefonata da Cristian Tavino. Abbiamo un problema gravissimo, abbiamo tutti i telefoni sotto controllo e ci arrestano prima di Natale, me l'ha detto l'amico mio, l'ispettore. L'ispettore? Anche Aspide ai propri infiltrati dentro le forze di polizia. Come confermerà lo stesso Krish durante il processo. In più di un'occasione ho riconosciuto a dei poliziotti delle mazzette per l'attività svolta. I poliziotti corrotti non sono mai stati presi. Comunque, tutti i membri di Aspide cambiano la SIM del telefono per non essere più intercettati, ma non si sentono più sicuri in Via Lisbona. Hanno bisogno di una nuova base. È a questo che serve Rocco Ruotolo. Vogliono il suo cantiere. E glielo dicono così, senza giri di parole. Gestiamo noi l'azienda e a te facciamo fare dei lavoretti, così tu hai i tuoi soldi e noi stiamo tranquilli. Quando Rocco me lo dice per la prima volta io piango. L'azienda no, Rocco. Non possono prendersi anche l'azienda. Non possono infettare l'azienda con le loro mani sudice, sporche di sangue, non possono infettare anche te, Rocco. Tu non puoi lavorare per loro, tu sei puro, Rocco, ti spezzerai. Ti prego, Rocco, ti prego, ti prego. Se non paghi, ti pestiamo a sangue. Se continui a non pagare, noi ti uccidiamo. Perché noi siamo i casalesi. Ne avrai sentito parlare alla TV, no? Lo sai che siamo pericolosi. Non ci puoi denunciare, perché noi veniamo a prenderti. Noi siamo più forti della polizia, più forti dello Stato. Se decidiamo di ucciderti, nessuno ci può fermare. Noi possiamo uccidere te, tuo figlio, tua mamma, il tuo cane. Tu ora sei nostro, sei roba nostra. La tua azienda è nostra, i tuoi soldi sono nostri, la tua casa è nostra, la tua vita è nostra. Questo è quello che vuole Mario Crisci. Aspide deve apparire così, un meccanismo in cui una volta entrato non ne puoi più uscire. Non è mai stato provato che Crisci facesse parte del clan dei Casalesi. O meglio, lui ha sempre negato, ma il PM capisce. E infatti durante il processo Crisci nega ed è ovvio, perché se dovesse parlare rischierebbe la sua vita, quella dei suoi cari e la sua futura carriera da malavitoso. Quindi forse non è dei Casalesi? Ma quindi non è camorra? Non è mafia? Ma che razza di storia sto raccontando? Mio marito inizia a esserci sempre meno. La mattina esce presto, la sera torna tardi. Me lo stanno rubando. Non si sono presi solo i soldi, le ville, l'azienda, si stanno rubando mio marito e io non so che cosa fare. Quelli di Aspide hanno deciso di coinvolgere Rocco il più possibile nelle loro attività. Vogliono che anche lui commetta illegalità, così poi non potrà denunciarli alla polizia. Gli lasciano da custodire in ufficio un contenitore pieno di assegni e documenti. Sono prove. Così la sera Rocco esce per ultimo e porta con sé lo scatolone e lo porta alla polizia. Il mattino dopo torna in ufficio con lo scatolone sotto il braccio, ma prima di entrare incontra Johnny. Che cazzo stai facendo con quei documenti? Ho pensato che portarli a casa fosse più sicuro. Lo vedi che sei bravo? L'avevo detto io a Mario che facciamo bene a fidarci di te. Vieni che ti offro un caffè. Diventa l'addetto a ricevere gli assegni di usura dalle vittime. Gli danno anche una pistola da tenere. Lui la porta dai poliziotti, la fa disattivare e poi la riconsegna. Adesso il gruppo lo fa riscuotere i soldi dagli imprenditori. In più, una sera, Johnny lo invita a uscire con lui, Mario e i napoletani. Gli offrono della cocaina, Rocco rifiuta. Gli offrono una donna, Rocco rifiuta. E quando sei palloso, Rocco, mamma mia, la vita è una, te la devi godere. Non essere così moralista. Guarda che tu sei uno furbo. Se fai il bravo, ti facciamo diventare sindaco, capisci a me? La sera Rocco torna tardi. Scrive sul suo computer il rapporto per l'antimafia, non parla, dorme sul divano, io non so più che fine ha fatto mio marito.
La violenza viene usata da Aspide in modo sistematico. Sono decine e decine gli imprenditori che vengono portati nel cantiere di Rocco, vengono fatti inginocchiare e poi presi a calci e pugni finché non stramazzano a terra. Anche se è una donna ad essere vittima di Aspide, come nel caso di Maria Cappellari, la violenza non si ferma. Le vengono consegnati 3 proiettili, uno per lei, uno per il marito e uno per la figlia. Però Crisci e la sua squadra non se la sente di picchiare una femmina, è una questione di onore. Così assoldano una donna che le rovescia del caffè bollente in faccia e poi la picchia. C'è poi il caso di Giuseppe Pezzella, imprenditore di Modena. A lui viene fatto recapitare un pacco di mozzarelle di bufala proveniente da Casal di Principe, con un biglietto che dice «Questa è l'unica cosa buona che viene da qui». E Aurelio Todesco. Todesco è un altro degli imprenditori veneti che non riusciva più ad onorare il proprio debito verso Aspide. O meglio, lui crede di aver pagato tutto, ma Crisci gli dice no, mancano ancora parte degli interessi che continuano a salire. Allora viene ammanettato ad una sedia e picchiato per oltre un'ora. Nelle settimane seguenti Todesco cade in una profonda depressione. Viene ricoverato in una clinica. Sulla cartella medica viene scritto che la causa della depressione è l'essere caduto nelle mani degli usurai. È il 24 gennaio quando Aurelio Todesco si toglie la vita. È la prima vittima di Aspide SRL. Ma l'imprenditore con cui Crisci mostra tutta la sua violenza è Alberto Bruscagin, amico di Ruotolo. Una sera Rocco tarda a tornare a casa. Non mi ha avvertito che avrebbe fatto tardi, di solito lo fa sempre. Provo a chiamarlo, non mi risponde, è successo qualcosa. Sto per chiamare la polizia quando sento la chiave nella toppa. Apre la porta, è lui. Ma non è lui. Ha la faccia distrutta, devastata. La pelle sembra di cera, sembra che si stia per staccare, mi abbraccia e scoppia a piangere. Rocco, calmati, che cos'è successo? Rocco, sei a casa, calmati. La storia di Bruscagin è quella di tutti gli altri imprenditori. Non riesce più ad accedere ai prestiti bancari, nota un'inserzione sul giornale, chiama il numero, si incontra con Johnny e Mario, ottiene il prestito, ma poi non riesce più a restituire i soldi. Con lui però Crisci diventa particolarmente aggressivo, gli prende tutto. Gli prende l'azienda, gli prende tutti i soldi, gli impone Massimo Covino, quello col 416 bis, come nuovo socio in affari. Gli fa tinteggiare gli uffici di Aspide e scoperto che anche il padre, Mario Bruscagin, titolare di un'azienda, inizia a fare pressioni perché anche lui gli ceda tutti i lavori e i crediti. Alberto Bruscagin viene malmenato una prima volta da Cristian Tavinio e Antonio Parisi davanti agli occhi di Rocco. Crisci è presente al telefono, dà ordini ad Antonio Parisi. In una telefonata intercettata Antonio dice ad Alberto: devo fargli uscire la merda dalla bocca, gli schiatto il naso. Te lo giuro sui miei figli, Mario, ora ti mando il filmato di Bruscagin mentre Christian gli schiatta la testa. Effettuato il pestaggio, Crisci si fa passare al telefono Bruscagin. Crisci, allora come va? I ragazzi si sono comportati bene? Bruscagin, Mario, per cortesia, te lo chiedo in ginocchio, ho bisogno ancora di qualche giorno. Crisci, ma allora non hai capito? Vuoi che ti picchiamo davanti a tua moglie? Sai cosa puoi fare? Buttati sotto una bella macchina, però una macchina importante. Se paga l'assicurazione, sai quanti soldi dai ai tuoi figli? Fammi il piacere. Vedi di non dormire la notte. Pensa a tutti i debiti che hai con me. Vedi tu quello che devi fare. Io mi ricordo tutto. Ricordo le sue parole, ricordo come se l'avessi vissuta io quella giornata. Oggi siamo al cantiere. Dobbiamo incontrare Alberto, ma lui non c'è, non si fa trovare, non risponde al telefono. Stiamo lì ad aspettarlo per un po', Crisci è nervoso, io cerco di calmarlo e allora lui inizia ad insultarmi. Che cazzo vuoi? Devo picchiare te? Dopo un po' si stufa e ordina di andare a prendere il padre. Io non riesco a fermarlo. Prendono il padre di Mario Bruscagin. Lo prendono a 74 anni, lo caricano di peso in macchina e lo portano lì al cantiere. Io mi vergogno a farmi vedere lì nel mio cantiere con loro, ma non me ne posso andare perché mi osservano. Quando Mario arriva, Crisci ordina a Cristian Tavino di spaccargli la faccia, così il figlio impara. Cristian tentenna e poi sottovoce dice: ma non posso, è un vecchio. Allora Crisci lo spinge via e inizia a picchiarlo lui.
Lo butta a terra, lo tiene per i capelli bianchi che gli rimangono in mano, lo colpisce, sembra impazzito, sembra il diavolo. Poi prende il cavo della corrente e glielo tira intorno al collo e Mario diventa tutto rosso, non respira, guarda che non respira, e in quel momento suona il telefono. È Alberto! Dice che si è fatto male a una gamba, è in ospedale, per questo non è riuscito a venire. Crisci ordina di andare a prendere Alberto in ospedale. Le vene del collo gli pulsano, sembra un animale, un cinghiale. Quando Alberto arriva vede il padre, fa per andare verso di lui, ma Crisci si mette in mezzo. Gli strappa di mano una stampella e inizia a colpirlo con quella, sempre più forte, fino a che la stampella si spacca contro la schiena di Alberto. Allora prende di nuovo il cavo della corrente, glielo tira intorno al collo e dice: adesso tu chiami quella puttana di tua moglie e le dici che deve firmare delle cambiali per me. Alberto chiama, lei risponde, lui piangendo le chiede le cambiali e in quel momento c'è un attimo di silenzio. Sembra che tutto il cantiere, tutta Padova, tutto il mondo stiano in silenzio ad aspettare la risposta. No, Alberto, non posso. Non abbiamo più niente. Alberto chiude la chiamata. Crisci ricomincia a picchiarlo. Covino si aggiunge, Parisi si aggiunge, Tavino si aggiunge fino a che Alberto cade a terra, sembrava morto, Lina sembrava morto, Calmati, Rocco. Sei a casa adesso, va? Tutto bene? Andiamo a dormire. Io ho sentito la sua voce che mi diceva che volevano uccidermi perché ero un infame, perché non potevo permettermi di scrivere quelle cose su di lui, perché quando uscivo di casa guidavo e vedevo il motorino seguire e allora acceleravo, cercavo di seminarli, ma loro rimanevano dietro di me. Quel semaforo è diventato rosso, io ho dovuto fermarmi. Loro si sono fermati, si sono accostati, hanno guardato dentro la mia macchina e poi mi sono svegliata. Ero sudata, no? Non mi è mai successo di sudare per un sogno. E se succedesse davvero? Io ho paura, io non lo so più se lo voglio scrivere questo articolo. Non lo so, non so più niente. C'è un limite che non dobbiamo superare, perché oltre quel limite c'è l'abisso più nero della nostra condizione. Rocco quel limite l'ha superato. La sua pelle è pallida, la voce è morta, il passo è lento. È rimasta una fiammella nel suo sguardo che dice: sono vivo. Durante il processo le prove a carico di Aspide sono numerose e schiaccianti. Tutti gli imputati confessano, si dichiarano colpevoli di tutti i capi d'accusa, ma nessuno di loro ammette che l'associazione Aspide sia collegata alla camorra, al clan dei Casalesi. Quello che ci si chiede dentro l'aula è quindi: vanno processati come membri di un'associazione mafiosa e quindi meritano di ricevere condanne molto più pesanti? O sono solo dei comuni criminali? Rocco è ormai a tutti gli effetti un associato di Aspide. Lo costringono a partecipare alla riscossione degli altri imprenditori, anche da solo. Lo obbligano a presentarsi come associato ad Aspide. A Padova iniziano a girare delle voci su di lui. Dicono che lui è un mafioso. Vostro onore, credo sarebbe un grave errore giudicare il sodalizio di Aspide SRL come un'associazione di stampo mafioso. Creerebbe un grave precedente nella storia giudiziaria del nostro paese. Quando parliamo di camorra, 'ndrangheta, Cosa Nostra, tutta Italia sa di cosa sto parlando. Se invece pronuncio il nome di Aspide, chi saprà dirmi a cosa mi riferisco?
Probabilmente solo le persone presenti in quest'aula e gli imprenditori che ne sono stati vittima. E la fama consolidata, dovuta all'esercizio di anni e anni di attività criminale, fama che l'associazione utilizza per poter intimidire le persone, è una caratteristica imprescindibile per un'associazione mafiosa. E come abbiamo visto, Aspide non ha questa caratteristica. Quella sera sei di ritorno dal giro di estorsioni. Devi passare in ufficio a prendere il tuo computer che sopra ha il rapporto per l'antimafia. Piove da una settimana e tu la pioggia non la sopporti, ma sopporti ancora meno gli ombrelli, quindi sei senza. Cerchi di ripararti come puoi, salti una pozzanghera. Il tuo viso è dello stesso colore della pioggia. Vostro onore, abbiamo parlato dell'importanza dell'intimidazione per le associazioni mafiose. E infatti, l'omertà che circonda questi sodalizi è un'altra delle caratteristiche cardine di questo tipo di associazioni. Per quanto riguarda Aspide, anche questa viene a mancare. Ben 3 imprenditori hanno deciso di denunciare e uno di loro è stato addirittura infiltrato per diversi mesi tra i membri del gruppo. Cosa possiamo dedurre da questo? Che gli esponenti di Aspide non incutevano abbastanza timore da costringere all'omertà le proprie vittime, cosa che succede in ogni associazione mafiosa degna di questo nome. A quell'ora non c'è nessuno negli uffici. Le scale sono vuote, silenziose, è tutto buio. Ma quando apri la porta del tuo ufficio, trovi Mario Crisci seduto alla tua scrivania. Il tuo computer con sopra il rapporto per l'antimafia è aperto davanti a lui. La luce bianca dello schermo si riflette nei suoi occhiali, non capisci se ti sta guardando. Ciao Mario, hai bisogno di qualcosa? Lui continua a fissare lo schermo e non ti sta guardando. Tu hai la gola secca, un sorriso tirato, tremante, stai sudando. Poi lui lentamente poggia lo sguardo su di te, tu pensi che potresti svenire e alla fine lui parla. Rocco, tu sei morto. Infine, vostro onore, non dobbiamo dimenticare il luogo in cui la vicenda è avvenuta. Siamo a Padova, il nord-est, un territorio da sempre avulso alle attività di mafia. Anzi, un luogo che da sempre rappresenta l'avanguardia economica del paese. È risaputo come la mafia e i loro componenti siano di provenienza meridionale. Il fatto che Aspide veda la propria nascita a Padova è un'anomalia che ci segnala ancora una volta come essa e i propri membri non siano un'associazione mafiosa. Dobbiamo stare attenti a quello che diciamo in questo processo. Vogliamo per caso affermare che la mafia è arrivata ad intaccare anche un territorio sano e saldamente in mano allo Stato come il Veneto? Tu sei morta. Avevo bisogno di controllare alcuni documenti, ma ho trovato da qualcosa di più importante. Da quando lavori per la polizia? Oh, me merda! Panico. Panico, silenzio, è finita, è tutto finito. Ti ammazzerà. Scusa. Glielo stai per dire, stai per chiedere scusa al bastardo che ti ha rovinato la vita quando a un tratto succede qualcosa. È un istante, una reazione chimica del cervello. Reti di neuroni si attivano e illuminano per un attimo la nostra vita. E tu non lo sai se sei stato tu, se è stata fortuna, se è stato Dio, ma accade. E nel momento esatto in cui lui sta per tirare fuori la pistola, tu glielo dici: scusa Mario, ci ho messo un attimo a capire di cosa stessi parlando. Denunciare alla polizia. Ma con tutta la merda che mi avete fatto fare finirei in carcere con voi, no? Quello che hai trovato è il romanzo che sto scrivendo. Devo averne parlato con qualcuno, forse con Johnny. Se vuoi lo cancello, Se ti fa preoccupare che racconto di una storia simile alla verità, però ecco, mi dispiacerebbe. Penso sia un buon romanzo. Lui continua a fissarti. Le vene del collo sono gonfie, sembra un cinghiale. Tu continui a rassicurarlo, ma poi scusami,
Ma se fosse il rapporto per la polizia lo terrei così, in bella vista sul computer. E perché aspettare, no? Mi avrei già denunciati da tempo. Lui fa un mezzo sorriso. È andata, ti crede? Rimanete lì ancora per un po', poi lui ti dice che deve andarsene, tu gli dici che rimani ancora un po' lì a scrivere il tuo romanzo. Lo guardi uscire, ascolti i passi nelle scale, il rumore della macchina che si accende e lento si perde nel buio. Poi rimani altri 10 minuti immobile per assicurarti di essere da solo e allora chiami la polizia. Abbiamo un problema! Il mio articolo è pronto. Ora devo solo terminare la storia di Rocco e poi posso inviarlo. In realtà ancora non ho deciso se farlo o no. Potrei lasciarlo anonimo. Oddio, sono diventata una codarda, non mi riconosco più. Dopo mesi passati ad aspettare, tutto di colpo inizia a precipitare. Quando Rocco racconta quello che è successo alla polizia, i poliziotti si spaventano e decidono di tenerlo lontano dal gruppo di Aspide per un po'. Fingono che abbia avuto un malore e lo fanno ricoverare in ospedale. Nel frattempo Crisci si confronta con Antonio Parisi e Massimo Covino, non si fidano. Pensano che potrebbe anche essere vero che stia scrivendo un romanzo, ma il fatto che scriva di collaborare con la polizia è comunque molto sospetto. Nel frattempo io sono a casa, ignara di tutto. Sto preparando il pranzo per i ragazzi che devono tornare a casa da scuola. Mi ricordo il sugo nella padella, l'acqua che bolle nella pentola e io ho in mano la pasta che sto per rovesciare nell'acqua bollente quando entrano i ragazzi. Mamma, mentre tornavamo a casa da scuola un tizio ci ha chiesto di papà. È come se mi dessero uno schiaffo. Le ginocchia mi cedono e la pasta che ho in mano si sparpaglia per tutta la cucina. Chi era? Chi era? Che cos'è successo? Ditemi. Ma non lo so. Ha detto che gli spiace che papà sia in ospedale, che gli deve parlare, credo fosse tipo napoletano. Cerco di trattenermi di fronte ai ragazzi, loro non sanno nulla, ma dentro mi sento montare una rabbia verso Crisci, verso lo Stato, verso Dio. Porca puttana, i miei ragazzi non me li dovete toccare. Mi potete rovinare la vita, me la potete rendere un inferno, ma lasciate fuori i miei ragazzi. Mi trattengo, sorrido e gli dico che in cucina ho fatto un casino di andare a lavarsi le mani, che è quasi pronto, e in quel momento suona il telefono, io alzo la cornetta e sento un respiro pesante, animalesco, da cinghiale. Pronto, signora? Sono Mario Crisci, un collega di suo marito. La sua voce. Sto ascoltando la sua voce. Se esistesse un modo per ammazzare qualcuno attraverso il telefono, io in questo momento lo farei. Voglio che muoia, voglio che soffra, ma attacco. So che siamo quasi alla fine. Il 17 febbraio 2011 Rocco, Rosalina e i 2 figli vengono portati via da Padova. Entrano a far parte del programma di protezione testimoni. Vengono fatti sparire e portati in una località segreta dove potranno ricominciare la loro nuova vita. Sceglieranno di non cambiare il loro cognome. 2 mesi dopo, il 14 aprile, tutti i membri di Aspide vengono arrestati. Sono passati 8 mesi dalla denuncia di Rocco Ruotolo alla polizia. È il dicembre 2012 quando Mario Crisci, Antonio Parisi e Massimo Covino vengono condannati a 20 anni di reclusione. Ciro Parisi 17 anni, Johnny Giuriatti 11 anni. Oltre 20 persone sono riconosciute associate come Aspide SRL e gli anni di pena complessivi sono oltre 200. Sono riconosciuti colpevoli di usura, estorsione, sequestro di persona e associazione a delinquere di stampo mafioso. Quando arriva la macchina della polizia per portarci via da Padova, è notte. Io non lo so come mi sento. Sto tipo
svuotata. Non ho le energie per fare nulla, allora appoggio la testa al finestrino e guardo fuori. E passiamo davanti alla mia chiesa, all'asilo dove sono andati i miei ragazzi, al mio supermercato. E poi piano piano entriamo in autostrada e i luoghi che attraversiamo non significano nulla per me, io sono tranquilla. La macchina va, la luna ci segue, Rocco dorme e io sono felice. Ho finito il mio articolo, l'ho inviato e ne sono orgogliosa. Da adesso non seguirò più il calcio, ma la cronaca locale. In realtà avevo deciso di lasciarlo anonimo. No, non mi guardate così. Non è facile stare qui, da questa parte. Qui metto in gioco la mia vita. Però alla fine l'ho firmato, ci ho messo il mio nome. Diciamo che ho fatto un sogno. Sei tu, vero? Sì. Come stai? Metti il tuo nome nell'articolo. Ho paura. Se poi scoprono chi sono e decidono di uccidermi, io voglio vivere e fare tante cose. Non è difficile. Basta scrivere il tuo nome. Voi come avete fatto? Vuoi che ti racconti la mia storia? Ti avverto, è una storia molto lunga e molto brutta. Sai come abbiamo fatto io e mio marito? Ci amavamo talmente tanto che non abbiamo permesso che nulla si mettesse fra di noi. Tu pensa alla cosa che ami di più e scrivi il tuo nome. Ti verrà facile, giuro. Eccoci qua. Direi grazie mille per questo spettacolo, perché quando mi avevano detto che sarebbe stato uno spettacolo forte, non ci credevo. Cioè dicevo, cosa potrà mai essere uno spettacolo teatrale, un racconto? E invece la narrazione della violenza, la narrazione anche del coraggio, no? Anche, se vogliamo, dell'ingenuità di chi viene trascinato in un mondo brutale, poi alla fine, come quello della mafia. Insomma, in questi termini è stato, insomma, a me ha colpito molto, dico la verità, sono sinceramente un po' commosso nel frattempo che appunto organizziamo. Ecco, assieme a noi fra 5 minuti ci sarà Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera. Lui di queste storie credo che ne conosca molte. Ma una cosa secondo me è interessante anche del titolo del suo intervento. Dice indignazione e coraggio, armi contro l'indifferenza. È proprio sul coraggio, sull'indignazione, sull'indifferenza. Sono tre elementi secondo me che, insomma, di questa storia. Vi prego un applauso grande per Don Luigi Ciotti, presidente di Libera. Grazie mille.
Grazie mille Don Luigi di essere con noi. È importante esserci, insomma per tutti, anche per me, devo dire, come moderatore, venire a conoscenza, approfondire anche l'esperienza emotiva che può essere, no? Avvicinarsi a vicende di questo genere. Insomma, hai un'esperienza, mi permetto di darti del tu se posso. Grazie mille. Hai un'esperienza pluriennale, cioè a proposito di questi temi, quali sono gli elementi più dolorosi delle vicende che hai conosciuto? Io ho cominciato, sono un veneto, sono nato a Pieve di Cadore, provincia di Belluno, immigrato a Torino a 5 anni. E lì la mia storia comincia lì. A 17 anni c'è un incontro che cambia la vita, e andavo a scuola, e a 20 anni nasce il Gruppo Abele, dove continuo a vivere, con i poveri, con gli ultimi, con le situazioni di marginalità, di fragilità. Uno dei grandi impegni è stato quello oggi ancora più grave, delle dipendenze, nelle sue varie forme. Ma 2 mesi prima della strage di Capaci io ero con Giovanni Falcone a Gorizia, dove c'era un corso per la Polizia di Stato sul tema delle dipendenze da droga. In quegli anni se ne parlava tanto, c'era prevenzione, c'era una corretta informazione anche nelle scuole. Ora che il problema è ancora più grave, più diffuso, con forme, modalità, volti, storie diverse, c'è una sottovalutazione non indifferente, anche un depotenziamento di alcuni servizi e di alcuni investimenti. E anche in questo, no? Le mafie hanno un ruolo. Le mafie è uno dei loro pilastri, dei loro pilastri di guadagno, non è l'unico, ma è uno dei pilastri molto molto importante, e non è un caso che loro hanno abbassato molto i prezzi delle sostanze. Sono stati anche intercettati dei mafiosi che dicevano: così catturiamo più persone, così tutto mercificato in questo senso. Ecco lì, con l'incontro con Falcone, lui era al Ministero e aveva portato la sua esperienza di contrasto alle organizzazioni criminali e mafiose, un'esperienza forte, attenta, puntuale come lui era, e poi spiegare quel meccanismo di una legge con cui si era lottata per averla. A me l'accoglienza, la prevenzione, l'accoglienza delle famiglie, dei ragazzi. Ci siamo salutati al termine di quella giornata di formazione, perché l'aggiornamento, lo studio e la formazione è importante per tutti. Certo. Ci siamo lasciati al termine di quella giornata dandoci un appuntamento a Roma durante la settimana, o qualche volta fine settimana a Palermo, un appuntamento che io, per un caffè, che io e Giovanni Falcone non abbiamo mai più preso. Ma quel sabato 23 maggio 1992 io ero in Sicilia a tenere un corso di formazione degli insegnanti delle scuole sul tema delle dipendenze. Allora uno si ferma, si interroga, si guarda dentro, era il giorno della strage di Capaci. I segni nella vita sono importanti, perché 57 giorni dopo io ero a Palermo. È lì che nasce un'idea che parte da delle parole che mi avevano già colpito, di un sacerdote. Siamo nel 1900, Don Luigi Sturzo, sacerdote Don Luigi Sturzo, un intellettuale, fonderà un movimento popolare, eccetera, eccetera, quando nel 1900 disse: la mafia è piedi in Sicilia, ma la testa forse a Roma. E aggiunse una drammatica profezia, perché Don Sturzo disse: risalirà sempre più forte e più crudele verso il nord, fino per andare oltre le Alpi. È la storia di oggi. Ecco, allora lì nasce mettere insieme forze, energie di persone, e quindi nasce un'associazione di associazioni che si chiama Libera, che oggi la trovo in Europa, la trovo in America Latina, la trovo in Africa. Le mafie si sono globalizzate, è necessario che si assuma un ruolo anche della cosiddetta società civile. E mi ha fatto molto piacere il bravo magistrato Cherchi,
della Direzione Distrettuale Antimafia, qui che lancia un allarme nel Veneto, un bravo procuratore, quando ha detto, l'ha dichiarato in modo molto equilibrato, molto competente, a cui dobbiamo gratitudine a queste istituzioni. Quando ha detto presenza radicata di criminalità organizzata in ogni settore imprenditoriale. E quando ho sottolineato sono presenti praticamente ovunque, dall'edilizia allo smaltimento dei rifiuti, attività imprenditoriali più complesse e organizzate, ma quello che mi tocca da vicino, quando lui dice scarsa attenzione culturale e mancata presa di coscienza reale della società civile. E questo credo che sia importante fare nostro questo input, perché io lo dico sempre, lo voglio ripetere qui questa sera, che dobbiamo sottolineare la sacralità delle istituzioni. Le istituzioni sono sacre. Allora penso alle forze di polizia, qui presenti, che rappresentano questa sacralità delle istituzioni, la magistratura, la sacralità delle istituzioni. Questa mattina eravamo a Spinea, dove una sala strapiena di cittadini, eccetera, che vogliono reagire per fare la loro parte rispetto dei fatti che sono successi. Penso, dicevo, quella sacralità delle istituzioni, di quell'amministrazione, gli amministratori, la politica. Dobbiamo diventare capaci un po' tutti di distinguere tra la sacralità delle istituzioni e chi le gestisce e chi le governa. E la stragrande maggioranza delle persone che nelle nostre istituzioni sono persone che vivono il loro impegno per il bene comune, vivono il loro impegno nella dimensione etica del loro servizio. Ci sono alcune persone, però fanno più chiasso, poi fanno più rumore, fanno più notizia quando vengono individuate, che non sono degne di rappresentare le nostre istituzioni. Ma io difendo e dobbiamo educarci, ed educare soprattutto anche i ragazzi a non generalizzare, a non semplificare, a cogliere il valore, l'importanza, la bellezza di quanti fanno onore nel nostro paese. E lo penso pensando proprio a Falcone, che quell'appuntamento, quel caffè non l'abbiamo mai più preso insieme. Ma quei segni che vengono, perché eravamo anche lì, per un lavoro che stavamo facendo per l'Unione Europea, proprio a Palermo, con delle realtà di Palermo, per il mondo della scuola sul problema della droga in quegli anni, lì nasce un'idea di mettere insieme delle forze nel nostro paese. Associazioni, movimenti, cittadini. Questo è importante e fondamentale. Un ruolo che non si può sempre pensare che tocca alle istituzioni che sono chiamate a fare la loro parte. Ma ci sarà una parte che tocca anche a noi come cittadini. E ha ragione Cherchi, il magistrato, che dice e denuncia che c'è questa sofferenza, c'è questa mancanza, che però è anche, attenzione, è anche documentata. Noi con dei bravi ricercatori ogni anno sondiamo lo stato della testa della gente nel paese. Con Ivo Diamanti c'è questa ricerca che Libera fa. La fa con quelle antenne anche presenti sul territorio. E negli ultimi tempi cosa emerge con forza che deve scuoterci un pochettino di più tutti? Emerge un dato, che oggi a fare la differenza in Italia è l'indifferenza. E si è passati sempre di più dal crimine organizzato mafioso nella testa della stragrande maggioranza delle persone al crimine normalizzato. È diventato uno dei tanti problemi. Siccome c'è meno sangue, ci sono meno attentati, non c'è più Capaci, via D'Amelio, no? Quello che è stato, e poi l'anno successivo, che è quest'anno, no? In quelle due chiese di Roma, San Giovanni Laterano, San Giorgio Velabro, gli esplosivi, poi Firenze, poi Milano, che hanno perso la vita a 3 vigili del fuoco,
uno della municipalità e un signore che era sulla panchina, siccome c'è meno di questa violenza che appare, eccetera, allora è crollata la situazione, è crollata, è diventata una delle tante cose. E invece è qui, chi rappresenta queste istituzioni hanno titolo, hanno la competenza, hanno la professionalità per dire che le mafie sono forti, le mafie sono veramente forti, sono veramente forti. Allora qui si apre un problema molto serio, il problema sul quale noi dobbiamo interrogarci, anche per non dimenticarci, primo, il grande lavoro che è stato fatto. Io credo che sia un dovere in tutte le realtà, no? Educarci, ed educare a cogliere le cose positive che ci sono, perché ci sono. Molte non fanno chiasso, non fanno rumore. Dobbiamo educarci, educare, accompagnare anche i più giovani a cogliere le cose positive che ci sono in tutti i contesti e in tutti i territori. Perché dà un degno segno di positività, di speranza, perché ci sono delle cose belle che non fanno rumore, non fanno notizia, ma ci sono. Cogliere il positivo, ma nello stesso tempo anche far emergere le negatività. Ma anche non dimenticarci che le mafie al nord, per piacere, arrivano da lontano. 1982. Viene ucciso Carlo Alberto Della Chiesa, che era diventato da generale dei Carabinieri, lotta contro il terrorismo, grande generale dei Carabinieri, prefetto di Palermo per 4 mesi, poi ucciso, insieme alla sua compagna. Ebbene, 82. In quell'anno viene ucciso anche Pio La Torre, a cui si deve quella legge Rognoni-La Torre. Guardate, il governo, Rognoni, ministro degli interni, che firma, il governo, che bello, il governo che firma con le forze politiche che avevano presentato quel disegno, no, sarà quello che poi stabilirà i reati di stampo mafioso e l'intuizione della confisca. Pio La Torre non la vedrà, non vedrà il suo sogno perché viene ucciso 4 mesi prima. Ma 1982, non dimenticatelo mai, ad Aosta, ho detto Aosta, confine della Francia, c'è l'autobomba per il magistrato. Ma siccome non muore, non se ne parla. L'anno dopo a Torino viene ucciso il procuratore della Repubblica, Bruno Caccia. La presenza mafiosa al nord c'era già. Loro c'erano già. E allora sono alcuni fatti che hanno determinato quella tensione, no, quella prendere coscienza di un problema. Oggi sono più forti. Nonostante il sacrificio, l'impegno, il grande lavoro che quotidianamente da alcuni segmenti lo vediamo, le grandi operazioni che vengono fatte, con il rischio anche di una assuefazione dell'informazione, no? Perché non posso dimenticare una delle più grandi operazioni che sono state fatte 2 mesi fa dalla Procura di Reggio Calabria a livello internazionale. Le notizie che sono arrivate in altre parti d'Italia sono pochissime, quasi pochissime. A volte si danno informazioni, ma c'è un grande lavoro che viene fatto, che dà dignità, ma che diventa importante anche per dare dei segni forti e importanti anche alle coscienze delle persone della gravità di un problema che c'è. Oggi loro sono forti, loro sono ormai su un piano più alto. Restano le forme più arcaiche legate ai territori, le forme tradizionali come tutti ben sanno. Ma i grandi boss sono diventati i manager, sono diventati gli imprenditori. No, viaggiano su altri piani. No, loro hanno creato anche alleanze tra di loro. Usano le nuove tecnologie. No, vivono veramente su dimensioni molto importanti, strategici, che sono importanti, sono molto globalizzati. E allora non dimentichiamo una cosa, che l'ultima mafia è sempre la penultima. Perché la storia ce l'ha consegnato, parliamo delle grandi organizzazioni, la storia ci ha insegnato che l'ultima mafia è sempre la penultima. Perché nel codice genetico mafioso ci sta un imperativo, rigenerarsi. Ecco, allora il problema è nostro.
che noi dobbiamo rigenerarci, che noi dobbiamo sentire di valorizzare le cose che vengono fatte, le cose positive, la collaborazione con le istituzioni se fanno le cose giuste, essere una spina propositiva al fianco se non fanno quello che fanno, che devono essere fatto. Però noi dobbiamo metterci in gioco, perché se non viene fatto questo non ne usciremo fuori. Allora dobbiamo decidere una cosa. Vi prego, dobbiamo decidere una cosa. Nel nostro paese, perché noi amiamo il nostro paese che è l'Italia, è in un atto d'amore che dobbiamo sentire che uno di questi problemi, la mafia è un problema serio, grave, che vuol dire droga, che vuol dire usura, che vuol dire gioco d'azzardo, che vuol dire ecomafie, vuol dire acromafie, vuol dire tante filiere, come ci viene ricordato. Dobbiamo decidere una cosa: se di fronte al male vogliamo sempre solo occuparci del sintomo o andare alla radice, a estirpare la radice. Ecco, Don Luigi, grazie mille di questa cosa, però io le chiedo un po' di speranza, nel senso, quello che mi viene spesso di pensare è, insomma, in fin dei conti io non conosco mafiosi, e sono sinceramente personalmente convinto che la gran parte delle persone statisticamente che vive in questo mondo tendenzialmente è onesta, no? Avremmo numericamente in teoria la forza per arginare ed eventualmente sconfiggere questi fenomeni di violenza e di brutalità, insomma. Sì, è se possibile ci diamo, questo? ma certo fare? che è possibile, bisogna darci una mossa a tutti. Solo così è possibile. Ha ragione, guarda, ti porto solo, è di 3 giorni fa, o 4 se non sbaglio, le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella nello stesso giorno di Papa Francesco. Non si erano parlati loro due, ma in 2 momenti completamente diversi. No, 2 autorevoli figure importanti nella nostra storia. Quando Sergio Mattarella, a tutti gli imprenditori presenti, dice: no al capitalismo di rapina, sia un'economia sana che aiuta la democrazia. Papa Francesco, dall'altra parte, dice: il cristiano si sporchi le mani nelle grandi questioni sociali. Tutti e 2 denunciano la situazione, con ruoli diversi vogliono stimolare noi. E Papa Francesco, non a caso, un giorno ha detto, io ci lavoro un po' con lui, ho questo privilegio per me, piccolo, su certi temi, di avere trovato un riferimento, perché lui ha voluto aprire proprio in Vaticano un gruppo di lavoro sulla corruzione e sulle mafie. La Chiesa che mette testa anche rispetto a questo. E quando Papa Francesco dice, dà fastidio che si parli di un Dio che esige un impegno per la giustizia. Invece noi, ecco, allora siamo chiamati tutti a metterci in gioco. C'è un ruolo che ci appartiene a tutti. Allora ci sono delle cose belle, importanti, positive, ma sono troppo piccole rispetto alla situazione molto più ampia che ci travolge. C'è bisogno di cittadini che si mettono di più in gioco, perché, ecco, finché non ci sarà una presa di coscienza collettiva, non è un caso che l'ordine proprio degli ingegneri vuole riflettere al suo interno di tutto questo. Non è un caso che gli fa onore e che mi permette di dire una cosa, che io quando gli ordini professionali ti chiamano perché firmano i codici etici, sai, io dico sempre che non voglio assolutamente sentire parlare dell'etica nella professione, ma di etica come professione. Perché l'etica deve essere l'anima, quella che è lo sfondo di ogni progetto, dei nostri comportamenti, del nostro percorso, come ci è stato ricordato. E ti devo anche dire come è stato importante per tutti noi la meraviglia di 4 pilastri che la società civile deve sentire sua.
Il primo, la dimensione della cultura. Estirpare il male alla radice è una grande sfida culturale, è una sfida educativa. Allora il problema dell'educare, che è fondamentale, che coinvolge la famiglia in primo luogo, c'è un ruolo della scuola, ma il sogno è che deve diventare la città educativa. Non si può lasciare solo lì, ma tutti dobbiamo sentire questa preoccupazione. Tutte le agenzie sui territori devono entrare dentro un percorso, in una visione della dimensione educativa che accompagna le varie fasce di crescita dei nostri ragazzi. È la cultura che dà le sveglie delle coscienze. E tu capisci che questa è una dimensione importante, importante. Come diventa importante una risposta meticcia. La risposta meticcia vuol dire che lo sport, non quello dei miliardari, ma quello che dico, che rende e moltiplica le presenze nei vari territori del paese accessibile, perché socializza, perché aiuta a rispettare delle regole, perché diventa un punto di riferimento di crescita per i nostri ragazzi. Così il teatro ben fatto, quando porta di contenuti. Quel cinema, non quello che insegna a sparare e che mitizza i boss, ma quello che dà una dimensione anche culturale educativa, che ti stimola a impegnarti. La danza, il cinema, il teatro, tutti questi elementi, dove vengono applicati, portano il loro contributo. Ma qui c'è un problema. Noi siamo agli ultimi posti in Europa per la povertà, l'ultimo posto, per la povertà educativa. E nonostante la generosità e l'impegno di migliaia e migliaia di professori, insegnanti, maestri, abbiamo una dispersione scolastica impressionante, agli ultimi posti in Europa. E allora è la situazione del precariato nel mondo giovanile e nel mondo delle donne. Le situazioni del precariato sono le più esposte, ragazzi, donne. E quindi bisogna fermarsi, collaborare, metterci in gioco, chiedere ciò che è giusto negli interventi. Ci saranno delle priorità in questo Paese negli investimenti economici, quando abbiamo 6 milioni di povertà assoluta. Io non voglio semplificare, ma ci saranno delle priorità di scelte. Lo so che non è semplice, lo so che non è facile, ma siamo disposti tutti a metterci in gioco. Allora il grande pilastro è la cultura, è l'educazione. L'altro grande pilastro sono le politiche sociali, cominciando dal lavoro. Quanto lavoro precario c'è in questo momento? Anche lavoro schiavo, anche lavoro nero, anche un lavoro che non garantiscono a volte con il loro stipendio il mantenimento di famiglia. C'è una lettura ampia che voi mi insegnate perché lo vivete nelle vostre professioni, nel servizio tutti i giorni. Allora ci sono delle strade che devono essere portate avanti. E per noi il terzo pilastro è stato quando abbiamo raccolto milioni di firme, quindi dal basso, quindi cittadini. Allora è anche possibile questo. Perché cosa? Perché quel sogno di Pio La Torre, la parte della confisca non si era realizzata. E allora c'era una petizione, 1 milione di firme raccolte in Italia, anche qui nel nostro Veneto. Per che cosa? Per una legge, per migliorare quel meccanismo, la confisca dei beni, e abbiamo aggiunto l'uso sociale. 1 milione di firme, dal basso. Poi è toccato al Parlamento votarla. Era in extremis perché era caduto un governo, stava tutto per finire. E io ricordo, si poteva andare solo in legislativa. Il voto della commissione valeva se tutti i capigruppo erano d'accordo. Valeva il voto dell'aula. Io mi ricordo, a volte anche con mal di pancia, essere andato al Senato a tutti i capogruppi a chiedere: fate uno sforzo. Mancano 72 ore, si chiuderà per sempre, bisognerà poi ricominciare da capo. E c'è stato
Dimmi una persona che dice no, il problema noi abbiamo dalle nostre parti, il problema è più Tangentopoli, non la mafia è un'altra cosa, ma poi ci aveva ripensato anche lui nella notte e l'indomani, grazie anche a quella sensibilità di forze diverse. Ma che bello quando poi su alcuni punti si uniscono insieme e si elabora un meccanismo legislativo al servizio di tutti. Oggi c'è una legge per la confisca e l'uso sociale che ha ancora delle lacune, c'è ancora alcuni ritardi, ma certamente c'è. E che dimostrare che è possibile sottrarre i patrimoni in mano ai criminali mafiosi e restituirli all'uso sociale per il bene comune, per la società. Questo è lo schiaffo che si dà alla mafia, perché sono disposti a tutti, ma non vedersi portare via i soldi e quelle proprietà che hanno gestito, acquistato, spesso anche con il sangue, con la morte delle persone. Ecco, per noi è importante questo. Come è stato importante mettere insieme i familiari delle vittime della violenza criminale e mafiosa. Ma voi capite, qui c'è un onorevole, grazie che sei qui, ma tu lo sai molto bene, ti pare possibile che ci sia un meccanismo legislativo che riconosce ai familiari delle vittime innocenti della mafia fino a una certa data, quelli del prima del 61 non vengono riconosciuti? Ma perché? Anche lì c'è le ferite, il dolore, magari un po' più lontano. Ci sono a volte delle cose che non si sono capite, no, che hanno bisogno di essere riviste, perché quei familiari, no, rappresentano tutti quei volti, quelle storie, che noi, allora è nata la giornata della memoria dell'impegno, per ricordarli tutti, tutti con la stessa dignità, con la stessa forza, perché quel dolore in quelle famiglie è uguale per tutti. Poi certo abbiamo delle persone che hanno fatto la storia del nostro paese, a cui va stima, riconoscenza e che va un'attenzione che viene celebrata, ma che non diventino solo celebrazione, eventi, perché la memoria deve essere una memoria viva, che si traduce tutti i giorni in responsabilità e in impegno, che non diventino solo delle cose così perché non funzionano. Diventa la retorica della memoria, diventa eccetera. Ma le mafie venivano intercettate. E cosa dicevano? Ma questa legge funziona sulla confisca. Andiamo a investire all'estero. Allora cosa abbiamo fatto? Per 5 anni siamo stati al Parlamento europeo con le associazioni che abbiamo messo insieme in Europa per chiedere la direttiva europea. E la direttiva europea del 2014 è arrivata, è una direttiva, ma anche lì dal basso. Ma perché c'è un ruolo che ci chiama in gioco tutti? Ecco, mi ha fatto piacere, io sono una piccola cosa, sai, rappresento un noi. Non è venuto qui Luigi Ciotti, io rappresento un noi, fatto di persone, di realtà, con i limiti, le fatiche, gli errori, ma anche con la voglia di mettere insieme cittadini, associazioni, movimenti. E quando vedi che sono migliaia, perché in questa rete tu trovi dall'Azione Cattolica Italiana, agli Scout della Gesci, alla Cingei, che è il movimento scout dei laici, a movimenti laici che è Lega Ambiente, che è l'Arci, trovi il Centro Sportivo Italiano, trovi la UISP, trovi la Conferenza Episcopale Italiana, che dall'8 per 1000 lei mette dei soldi per dare una mano a quello che stiamo facendo già da alcuni anni, a dare una mano alle donne che dicono basta alle organizzazioni criminali mafiose. E guardate che c'è una rivoluzione delle donne. C'è una rivoluzione delle donne. Le donne ancora una volta lasciano un segno stupendo della vita. Per quello che mi riguarda, ai piedi della croce, in un momento drammatico, gli apostoli si erano dati a gambe. Solo le donne. E sono tante adesso le donne
in quei progetti che si portano avanti per amore viscerale verso i figli, ma molte sono stanche di quelle mafie che hanno confiscato anche la loro vita, che si ribellano, che dicono basta. Alcune noi verifichiamo sempre con le prefetture, con le questure, se quelli che chiedono una mano hanno le condizioni. A volte non hanno elementi necessari per certe cose, ma loro vogliono dire basta, appartengono a quel familismo, a quei contesti. Però bisogna proteggerle, bisogna a volte nasconderle. Non chiedono soldi e non chiedono lavoro, vogliono andare a lavorare loro. Vogliono guadagnarsi la pagnotta loro. Non chiedono nulla da quel punto di vista allo Stato. Sono ormai decine e decine. E a questo protocollo l'hanno firmato tutti i ministeri. Peccato che non ci hanno messo una lira per aiutare i percorsi. Ce l'ha messi solo la Conferenza Episcopale Italiana. Ma tutti i ministeri hanno firmato il protocollo. Dagli interni alla giustizia, quello delle pari opportunità che c'era, quello della famiglia, tutti. Perché tutti sentono l'importanza di unire delle forze per aprire dei varchi nuovi, perché ci sono donne, alcune prendono il posto di mariti magari in carcere e prendono l'organizzazione in mano loro, ma sono poche. Oggi ce ne sono tante che chiedono una mano. E allora con le giuste verifiche, con i giusti percorsi, no, le stiamo nascondendo, perché loro le cercano. E allora bisogna trovare un meccanismo. Che cosa chiedono? Un articolo, il cambiamento anagrafico, che possono iscrivere i loro figli a scuola senza che vengano rintracciati, che possono andare a lavorare senza essere rintracciati in un certo modo. Chiedono questo. Chiediamo questo insieme a quei magistrati, a quelle persone con cui si sta costruendo. E per noi è stato molto importante un'altra cosa. Da oltre 13 anni. La giustizia minorile. Sono ragazzi, hanno sbagliato e devono rispondere. La pacca terapia non ha mai servito a nessuno, sapete. Quelli che dicono sono ragazzini, colpa del sistema, colpa della società. No. È un atto d'amore educare le persone ad assumersi la loro parte di responsabilità. E se hai commesso dei reati devi rendere conto e qualcuno deve darti una mano a prendere coscienza di quello che hai fatto, del male che hai fatto agli altri e fatto a te. Ma sono ragazzi. E allora la giustizia minorile ha dei percorsi per l'area penale, la messa in prova, eccetera. Sono 13 anni che con la giustizia minorile del nostro paese, libera, porta avanti dei percorsi, dalla Locride al Trentino Alto Adige, dalla Valle d'Aosta alla provincia di Trapani. Sono centinaia dei ragazzi che hanno commesso questi reati, che hanno dovuto scontare la loro pena, che vengono accompagnati a vivere altri tipi di esperienze, di conoscere che ci sono altre opportunità nella vita, a rompere con certi circuiti, eccetera. E devo dire che anche questa dimensione ha bisogno. E sono la dimostrazione che si aprono varchi nuovi, visioni nuove, no, in tutti gli ambiti, ognuno fa la propria parte. Tu pensa che noi, con la Polizia di Stato, abbiamo un protocollo. L'abbiamo con l'Arma dei Carabinieri, già da 13-14 anni, non solo, ma l'Arma dei Carabinieri ha distaccato una carabiniera che è la coordinatrice di Libera nella città di Milano. Una carabiniera. Come si trovano i modi, le collaborazioni tra istituzioni che dicono, cerchiamo di mettere insieme ognuno il proprio ruolo, le proprie competenze. Allora è possibile. E quando noi facciamo tantissimi campi estivi con i ragazzi dei territori più difficili, in quelle zone scomode, dove loro ascoltano le testimonianze dei familiari, di quegli imprenditori che si sono messi in gioco, conoscono la cultura, i cibi, le tradizioni, le belle cose. Sono migliaia in tutte le estate che fanno questo, sono migliaia.
i nostri ragazzi, se trovano dei punti veri, coerenti, credibili, ci sono. Non è vero che non ci sono. Don Luigi, mi permette una domanda? Noi, stavo pensando a me come professionista, sono un giornalista, gli ingegneri, cioè la società civile di questi territori, cosa può fare per aiutare voi e per essere partecipe, cioè attore attivo di questo processo di arginamento, se vogliamo, dei fenomeni criminosi organizzati? Beh, prenderne coscienza È già un primo è la passo. cosa più importante, Certo. non vivere di informazioni di seconda mano per sentito dire. La conoscenza è fondamentale, perché la conoscenza fa scattare la consapevolezza. E la consapevolezza graffia nella coscienza e ti invita ad assumerti una parte di responsabilità. Non è che tutti siamo chiamati a fare tutto, ma certamente prendere coscienza diventa importante, perché allora tu trasmetti, tutti di voi sono padri, madri, c'è un trasmettere una certa attenzione, dare certi stimoli, creare certi percorsi. E se c'è una consapevolezza e ti assumi questa responsabilità, ti direbbe che cosa posso fare io? E qui c'è un ordine, c'è l'ordine degli ingegneri, no? Ebbene, allora è quello che è stato detto così bene da altri che hanno preso la parola, di essere veramente attenti, di fare la propria parte, di evitare le scorciatoie, no? Ecco, questo diventa, e poi soprattutto una cosa, di uscire, io vedo questa enfasi che si fa sulla legalità, chiedo scusa, questa bandiera che tutti usano sulla legalità. Ma aveva ragione, avete pazienza, Giovanni Falcone, quando un giorno con grande intelligenza disse che la lotta alla mafia è un impegno di legalità e di civiltà. E quindi lui diceva che la legalità, certo, è importante, ma anche la civiltà. E quando diceva civiltà vuol dire che era necessario tutto il resto, cominciando dalle politiche sociali, cominciando dal lavoro, quei territori, quei contesti, eccetera. Ora, allora, ognuno è chiamato, molti hanno scelto però la legalità maleabile e sostenibile. Se mi conviene, rispetto le regole, se non mi conviene, non le rispetto. È diventata una bandiera però che tutti usano, quasi una carta di identità che viene tirata fuori a seconda delle circostanze. Il cavallo di Troia, dentro le quali si nascondono anche gli uomini del malaffare, perché sono i primi che dicono di essere per la legalità. E noi abbiamo visto in Italia organizzare manifestazioni, poi in alcuni casi intercettati i mafiosi, che parlavano con chi organizzava, facce d'angelo, persone che non erano ufficialmente riconosciute con dei reati in quel momento. E ho visto bravi parroci, bravi presidi, l'abbiamo visto, in corteo, con le manifestazioni contro la mafia promosse dai mafiosi. Anche questo è successo nel nostro paese, nel nome di questa legalità. La legalità è importante, fondamentale, ma deve essere chiaro che lo strumento è il mezzo, non è il fine, per raggiungere un obiettivo che si chiama giustizia. E Falcone lo diceva con quel passaggio, chiamando in gioco la civiltà, vuol dire quei servizi, quegli interventi. E soprattutto non c'è legalità senza uguaglianza. Allora diventa importante, la legalità è fondamentale per la crescita umana e per lo sviluppo sociale. Ma è il mezzo, lo strumento, che deve creare quelle leggi, quei meccanismi per creare giustizia, per creare, perché non ci siano quei vuoti, perché quei vuoti che si creano, a riempirli, spesso sono proprio le organizzazioni criminali e mafiose. Loro fanno alleanza. Loro hanno creato alleanze, perché le tre più grandi organizzazioni criminali, ma qui ci sono persone che queste cose me le insegnano, 'Ndrangheta, Camorra, Cosa Nostra. E vedrete che presto arriverà, perché
c'è molto lavoro, stanno lavorando, arriveranno anche loro. La quarta mafia, quella foggiana, di Cerignola, di San Severo, quella del Gargano, potente, Perranno sottovalutata, non presa in considerazione, arriveranno anche loro. Ma le altre tre si sono già messe insieme, hanno creato alleanza tra di loro, ognuno ha i loro mercati, i loro affari. Ma è noto per che cosa l'hanno fatto l'alleanza? Hanno loro realizzato delle agenzie di servizi per riciclaggio del denaro, si sono messi insieme. E ci sono degli uomini cerniera dentro queste agenzie di servizi, uomini cerniera, che sono la gran parte professionisti, che hanno competenze per poter riciclare quel denaro e metterlo nei canali legali, tra virgolette. Sono professionisti. Sono quelli che stanno da queste parti. Spesso. Allora, voi capite che noi dobbiamo, ognuno nei propri ordini professionali, quando dicevo non l'etica nella professione, ma etica come professione. Certo. Ma l'ha detto bene i presidenti qui dell'ordine che ho sentito prima, i primi a dire la loro preoccupazione, la loro scelta, anche il loro mal di pancia ho sentito dire quando hanno dovuto bloccare qualcuno perché bisognava dire non va bene, sei fuori. Questa è la strada. E ognuno poi si cala nel proprio contesto, nei propri territori. No, perché tutti quanti poi siamo cittadini. E allora dobbiamo fare la nostra parte. Ci sono delle belle cose nel nostro paese. Sosteniamole, incoraggiamole, valorizziamole, riconosciamole. No. E cerchiamo di fare in modo che nei nostri territori si possa sempre allargare di più. Loro ci sono, ma loro ci sono proprio tanto. E tutto questo denaro apre di nuovo. Qualcuno dice no, ma noi vi leggeremo. Certo, non è in discussione il lavoro che i magistrati e le forze di polizia faranno. Questo non è mai in discussione, perché loro lo fanno quel lavoro. Ma la marea di movimento che c'è, bisogna fornire anche nuove tecnologie, bisogna fare in modo di strumenti, di mezzi, bisogna rinforzare alcuni presidi importanti e fondamentali, mentre noi dobbiamo allargare i nostri presidi di cittadini, di associazioni, di movimenti. Ripeto, collaborare con le istituzioni se fanno le cose giuste, non mandarla a dire, in modo corretto, puntuale, scomodo. Poi ti arriva anche il fango, ma non importa, se non fanno quello che devono fare. Certo. E Libera c'è anche nei territori, c'è in Veneto, c'è a Padova, c'è in tutta Italia, anche nel mondo, no? E insomma, per quanto possiamo fare anche noi come singoli cittadini, forse anche dare una mano, rendere noto che esiste Libera e supportarla quando è possibile. Sì, date una mano sui beni confiscati come ingegnere, quando si rimettono a posto, sì. No, ecco, a fare le cose giuste, anche ce ne sono che l'hanno fatto e l'hanno fatto con generosità. E poi incoraggiamo l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, che è stata un'altra battaglia per averla negli anni, no? Perché c'è tanto che può essere restituito alla collettività. Ecco, purtroppo i 350 milioni che erano stati stanziati per i comuni, che a loro volta potevano rilanciare per utilizzarli, a rimettere a posto dei beni confiscati, per renderli funzionanti, sono stati poi tolti, auspicando che poi vengano recuperati, come è stato detto, da altre parti questo denaro. Però sono stati già tolti da lì, e allora uno è un po' inquieto. Anche sono i sindaci che sono preoccupati, perché andavano ai comuni che a loro volta rilanciavano per recuperare, avevano investito per far fare dei progetti, avevano già pagato dei consulenti, e si sono trovati molti comuni in difficoltà rispetto a questo. Speriamo che si possa recuperare questo, perché è uno schiaffo alla mafia. Loro non sopportano vedere che la loro villa
è diventato un centro per ragazzi o per donne in difficoltà o per persone. Sì, sì. L'altro giorno ero ad Assisi, scusate, l'altro giorno ero in un piccolo paese, San Giusto nel Canavesano, no, 2000 abitanti, una villa confiscata. Pensate, lì abitava, faceva gli incontri, uno dei più grandi trafficanti al mondo di droga. 2000 abitanti, un piccolo paese, San Giusto Canavese, paese di brava gente, sapete, di brava gente. Per dirvi la capacità di stare in un certo modo, no. Certo. E poi finalmente, poi loro sono scappati, si chiamano Assisi di cognome, sono stati poi catturati in Brasile, lui e il figlio. Ma per dire dove meno te l'aspetti, loro ci sono. Tocca a noi essere anche attenti, vigili. E so quando qualcuno vede certe cose, no, dice ma che strano. Allora, e chiudo perché sennò ben paralizzati, mi permetto di dire una cosa. Ci sono momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa. E parlare diventa un obbligo, un dovere civile, una sfida morale. Io dico anche un imperativo etico. Dobbiamo avere il coraggio di avere più coraggio, in modo serio, attento, mai retorico, demagogico, ecco. Ma quando intuiamo delle cose, o quando vediamo delle cose, quando percepiamo, no. Allora c'è chi ascolta. Loro si sono mai tirati indietro, mai, mai. Tocca a noi trovare questa forza in un certo modo. Ma lo dico come cittadini, perché certe cose le vedi, le percepisci, no? E poi non dobbiamo lasciare soli quanti si sono messi in gioco. Certo. Non dobbiamo lasciarli soli, dobbiamo accompagnarli, essere loro vicino, come è possibile. Se fanno le cose giuste, evidentemente diventa importante. Ecco. Grazie mille. A voi. Grazie mille davvero. Grazie. E grazie ancora perché è una testimonianza che ci sfida, no? Anche a crescere neanche nell'orgoglio del nostro essere normali, onesti, banalmente semplici, voglio dire. Però io vorrei, insomma, il prossimo ospite è un ospite secondo me estremamente importante e interessante, Tiberio Bentivoglio, imprenditore e testimone di giustizia, che invito a salire sul palco. Ecco, un po' il nodo è questo, no? L'ha detto anche Don Luigi Ciotti, denunciare è democrazia, il coraggio per essere, diciamo, parte costruttiva del sistema delle istituzioni democratiche. Prego. Grazie mille. Intanto un applauso. Sì. Vuole raccontarci dalla sua viva voce la sua storia? Cercherò di fare uno sforzo, sintetizzando in una mezz'oretta, mi pare di aver avuto, designata, 30 anni di storia, 30 anni di resistenza. Sono un imprenditore di Reggio Calabria. La mia azienda, insieme a mia moglie, nasce nel 1979, 44 anni fa. Ma il 14 marzo del 92 tutto cambia. Era una fiorente attività. Con grande soddisfazione stavamo andando avanti. Ma quel sabato pomeriggio vengo fermato per strada da un mafioso. Era la prima volta. Mi fa scendere dalla macchina e con i toni che sanno fare loro
minacciandomi, mi disse: sono circa 15 anni che ti stai arricchendo senza il nostro permesso. D'ora in poi, se vuoi continuare a fare il commerciante, devi pagare. Era una richiesta di pizzo. La prima volta. Corsi a casa quel pomeriggio. Stavamo preparando un'attività molto grande per il nostro negozio, perché stavamo per inaugurare un secondo negozio molto più grande, molto più importante di quel primo negozio. Eravamo tutti indaffarati, noi e i nostri dipendenti. A quei tempi 7 dipendenti, un fatturato bellissimo. 1988, le do solo un numero, 2 miliardi delle vecchie lire di fatturato. Tutto termina. Corsi a casa ad avvertire mia moglie. Enza, Nino mi ha chiesto il pizzo. Mia moglie abbassò il capo, senza parlare. Io continuai a dire: sono molto timoroso. Questo grande negozio forse non ce lo faranno aprire. Alzò gli occhi, mi guardò e mi disse: quello che tu hai deciso, perché io lo so, lo faremo insieme. Digli che il frutto dei nostri sacrifici non lo diamo a nessuno. Il no ai mafiosi. Siamo diventati 2 ribelli. Enzo e Tiberio hanno trasgredito un ordine dell''ndrangheta. Sono passati 31 anni. Quel no continua ad essere vivo in noi tutti i giorni. Dovevamo essere puniti per aver disubbidito, ma puniti anche per dimostrare agli altri imprenditori cosa accade se non si rispettano le regole dell''ndrangheta, dei mafiosi. E quindi una serie di eventi dolosi, così li chiamano i magistrati. Abbiamo subito furti, incendi, bombe, distruzione di mezzi di lavoro. Il furgone è bruciato per 2 volte di seguito. Telefonate strane, anche ai nostri dipendenti, che hanno sempre resistito. Siamo stati una famiglia. Ancora oggi, senza dipendenti, siamo dei commercianti. Resistere e ripartire sono stati 2 verbi che abbiamo sempre coniugato nella nostra storia. Non ci siamo fermati, mai. Perché chi paga il pizzo non è degno neanche di guardare in faccia i propri figli. Dare soldi ai mafiosi significa favoreggiamento, significa arricchire quelle casse del malefico. Significa quei soldi gli servono magari per pagare un ragazzo, un killer, un picciotto, per bruciare una macchina o un negozio o per sparare. E come ho scritto e detto più volte, il mio desiderio, uno dei miei desideri più grandi, è quello di vedere un reato nuovo. Pagare il pizzo deve diventare un reato. Non è possibile continuare così. Luigi Ciotti ce l'ha insegnato. Siamo piccoli e lui lo dice spesso, l'ha detto poco fa. Se ce l'ho fatta io a dire di no ai mafiosi, ce la possiamo fare tutti. Tutti. Non tanti, ma tutti. Ero una goccia nell'oceano 31 anni fa. Oggi siamo diversi, non dico tanti. Siamo diversi in quella città che abbiamo deciso di metterci insieme, che abbiamo deciso di cacciarli, di reagire, di dire di no,
ed è meraviglioso, credetemi. 6 procedimenti penali hanno interessato il nostro no. Gli ultimi 2, quinto e sesto, siamo ancora in appello. Quindi una storia lunga, travagliata. Era la prima volta, nel primo processo instaurato, due fratelli, 2 gemelli, hanno distrutto il mio locale con una bomba, il 5 aprile del 2003, il giorno dell'onomastico di mia moglie. Oltre a essere riconosciuto parte offesa, mi sono voluto costituire, sin dal primo processo. Costituirsi parte civile è importantissimo, fondamentale per noi. Dovevo avere bisogno di un avvocato. A Reggio Calabria ho impiegato 8 mesi affinché un avvocato mi dicesse di sì. Tutti mi cacciavano, tutti. Finalmente, con l'aiuto di un mio amico poliziotto e di una mia parente che lavora in procura, abbiamo individuato un avvocato che ha detto di sì. Una donna. Il coraggio di una donna che ha detto: signor Bentivoglio, non ho paura, io ci sono, ed è ancora con me da 23 anni. Ecco la seconda donna coraggiosa che incontro nella mia vita. Prima mia moglie, poi l'avvocato. Poi per una serie di altre cose ne ho incontrati veramente, come ci suggeriva Don Luigi, di donne che hanno voglia di cambiamento, a cui ci stiamo dando vita e cuore. Dopo 2 anni dalla bomba, quel negozio viene distrutto completamente da un incendio. 13 aprile 2005, non è rimasto niente, neanche la scaffalatura. 432.000 euro di merce ridotti in cenere. Volevo chiudere. Volevo smettere di fare il commerciante. Ero molto stanco, molto deluso. Volevo simbolicamente andare dal prefetto e dire: eccellenza, io non ce la faccio. Io vi consegno le chiavi del negozio, scriverò chiuso per racket. Ma mia moglie non ha voluto. Assolutamente no. Ci presteremo dei soldi da amici, da qualche parente, anzi mi ricordo proprio ora che abbiamo un cugino in Australia, ci mandò dei soldi nel 2005, non li ha voluti restituiti. Abbiamo iniziato da zero, ma non è più come la prima volta. I debiti si sono fatti e non riuscivamo più a saldarli. Ci eravamo arretrati negli affitti, nei contributi, negli stipendi, nel pagamento dei fornitori. Era molto difficile, molto difficile. Lo Stato è arrivato per primo. Allora si chiamava Equitalia, oggi si chiama Agenzia. Mi ha ipotecato la casa quasi 20 anni fa. Grava un'ipoteca molto importante. Ma come? Com'è possibile che io paghi le tasse su una merce che non c'è più? Sui 7 attentati subiti? Com'è possibile? E gli aiuti dello Stato, in base alle leggi 44, come vittime di mafia riconosciute, marito e moglie, sono arrivati sempre tardi. Quando sono arrivati, non sono stati mai sufficienti a pagare il debito che i mafiosi mi avevano fatto fare. Mai quell'importo è stato adeguato al danno subito, mai. Ma bisognava continuare ad avere il negozio aperto, ad avere una partita IVA, perché la stessa legge dice che entro 300 giorni
oggi l'hanno portato a 1 anno, bisogna dimostrare cosa hai fatto con quell'aiuto che ti è arrivato. Devi ricomprare la merce e quindi devi avere la partita IVA ancora attiva. Non puoi chiudere, te lo dice la stessa legge. 15 giorni dopo l'ipoteca sulla casa mi hanno chiamato in banca. Il direttore mi disse: signor Bentivoglio, lei deve rientrare dall'affidamento. Lei non ha più una garanzia da darci. In quel periodo c'erano circa 70.000 euro di affidamento concesso dalla banca. Le do 1 mese di tempo. Ma come, direttore? Io non ho più un negozio, non ho più la pace, non ho più un lavoro, ho la casa ipotecata, come faccio a restituirlo? Col mio legale abbiamo patteggiato e siamo arrivati a 1 anno per poter rientrare. Le banche mi hanno cacciato. Anzi, addirittura oggi io non ho un conto corrente. Non lo posso avere. Questa è la situazione. Ma il titolo che ho dato a questo mio intervento poco fa è stato letto: denunciare è democrazia. Perché chi non denuncia non può camminare a testa alta. Chi paga il pizzo perde la dignità e noi non l'abbiamo voluta perdere, che è la cosa più importante che c'è dentro un uomo. Perché i clienti non sono venuti più a comprare? Perché abbiamo denunciato? Perché abbiamo mandato in galera 3 delle persone che abbiamo nominato nelle denunce? Perché? Se l'è chiesto anche Don Luigi Ciotti nella prefazione del mio primo libro. Perché non andate più a comprare da Enza e Tiberio? Prima facevate la fila fuori dal negozio. Era la sanitaria più importante della provincia di Reggio Calabria, la più fornita. Non abbiamo una risposta, neanche oggi. Quel fatturato che diminuiva giorno per giorno, fino al 2015 siamo rimasti lì con grande sofferenza. Enza, ci dobbiamo spostare, qui non viene più nessuno a comprare. Qui abbiamo denunciato e fatto arrestare il boss del quartiere, il suo autista, il luogotenente, i falsi testimoni. I falsi testimoni. 51 falsi testimoni nella nostra storia in 30 anni. Persone normali, non sono dei mafiosi. Persone chiamate a dire la verità, non l'hanno detta. E cari amici miei, dovete sapere che la giustizia ha una mamma che si chiama verità. Se non c'è verità non ci può essere giustizia. In quelle aule di tribunali, in mezzo alle strade. Se parliamo con la verità, allora sì che viene fuori la giustizia. Da soli non ce la potranno mai fare, né i militari né i magistrati, a cui da sempre ci siamo affidati e li ringrazio in tutti i momenti. Quel pezzo di Stato che ha funzionato, magistratura e forze dell'ordine, sempre accanto, sempre pronti. È stato terribile quel primo processo. Si è svolto nell'aula bunker della città di Reggio Calabria. A Reggio Calabria ci sono 5 aule bunker, tutte messe in un palazzo molto corazzato. Quella prima volta, quando ero seduto lì davanti a quel tavolino e ti danno un foglio per leggere la solita formula di giurare di dire la verità, mi tremava la mano, mi è abbassata la voce. Avevo paura. Sembravo io l'imputato.
Avevo paura perché a 2,5 metri c'era la gabbia, c'erano loro. E in quel processo, che avevano riunito 2 procedimenti, c'erano 14 persone lì dentro, di cui 8 sono stati condannati per 416 bis. Avevo paura, perché guardandoli loro non avevano il sorriso, non avevano il viso triste, sorridevano, guardavano il pubblico, guardavano i loro picciotti, i loro parenti. Noi avevamo solo il nostro avvocato davanti, solo il nostro avvocato. Immaginatevi quella scena, mia moglie che tremava più di me, ma l'abbiamo superato. Siamo riusciti a farli condannare 3 di quelle persone a sentenza definitiva per associazione. Sono già usciti dal carcere tutte e 3. Il tempo passa, le condanne sono state sui 6-7 anni per estorsione. Sono fuori. Quanto è stato difficile quel momento. Tanto. Mia moglie si è aggrappata alla fede in una maniera viscerale. Tutt'oggi lo sta facendo in un modo che certe volte fa paura. Abbiamo scritto un esposto, abbiamo chiesto aiuto pubblicamente dopo l'incendio del negozio. Era l'anno 2006. Abbiamo scritto a tutti, incominciando dal sindaco di quella città, di Reggio Calabria di allora, passando per tutti, associazioni di categorie, ministri, sottosegretari, tutti. Conservo la cartolina postale di ritorno che si usava una volta, la conservo gelosamente. Ha risposto solamente una persona, che è qui presente, si chiama Libera, che come disse poco fa Don Ciotti, io non sono un Don Ciotti qui, sono il noi. E grazie a questa famiglia io sono rinato. Il primo ad incontrare è stato un referente di Libera, regionale di allora. Da quel giorno, da quell'anno, mi sono associato a questa famiglia e il 2007 è stato il mio primo 21 marzo, che si è celebrato a Polistena. Grazie a questa associazione, che oggi sono qui, che sono ancora un commerciante e che giro per tutte le scuole dove mi chiamano a portare testimonianza, ma non solo, grande speranza, soprattutto i ragazzi. Il nostro terreno fertile è quello, le scuole. E io ci vado volentieri, anzi scappo. Lo sto facendo da diversi anni e continuerò a farlo finché ci sarò, finché avrò la forza. Era l'8 febbraio del 2010. Finalmente un giudice alle 10 di sera legge la sentenza. Condannati per i 416 bis Tizio, Caio e Sempronio. L'indomani mattina i quotidiani titolano i loro articoli, le loro testate a carattere cubitale grazie alle denunce, alle dichiarazioni di un piccolissimo commerciante. Si è arrivato ad avere un po' di giustizia. L'anno successivo, 2011, precisamente l'anno successivo, stesso giorno,
mi hanno sparato. 6 colpi di pistola alle spalle. Mi hanno preso ferito con 3 colpi e 3 sono andati a vuoto. Gamba destra, spalla destra, ma il 6° proiettile non si trovava. Quando venne quel commissario di polizia in ospedale mi ha detto: signor Bentivoglio, su ordine del questore le indagini per tentato omicidio sono già avviate. Abbiamo trovato 5 bossoli, 5 ogive vicino al vostro furgone, da dove quella mattina siete sceso. Ho detto: commissario, io ho sentito sparare 6 volte. No, vi siete sbagliato, eravate sicuramente sotto shock. Momento terribile. Dopo 3 giorni il commissario è tornato in ospedale. Signor Bentivoglio, avevate ragione. Abbiamo trovato il 6° proiettile. È dentro il vostro marsupio di cuoio che portavate a tracolla sulla schiena. Ancora è lì. Conservo gelosamente quel marsupio e soprattutto quei portafogli che hanno raffreddato, trattenuto quel proiettile, con tutto ciò che c'è dentro un normale portafoglio. Le carte di credito, il bancomat, le tessere di Libera, sono ancora lì, bucate. Non li ha toccati nessuno e nessuno li toccherà. È stato il giorno più difficile non solo per me, ma soprattutto per mia moglie, che quando l'ho voluto avvisare, dopo che la polizia e il 118 mi accompagnavano in ospedale, dicendogli: mi sono fatto male a un piede, vieni al pronto soccorso, sto andando per farmi medicare. Non mi trovò, entrò nel panico. Non ero lì, ero in sala operatoria. Purtroppo ho incontrato, per sua sfortuna, un medico di sua conoscenza al quale lei si rivolge per chiedere notizie. Quel medico, non bravo, né come medico né come umanità, gli disse: signora, a vostro marito l'hanno sparato. Mia moglie chiuse gli occhi e stava per cadere. Come l'hanno sparato? Ma benedetto professionista, digli che è tutto a posto, digli che fra 10 minuti mi vedrà. Mia moglie ancora oggi ce lo racconta, quegli attimi che ha passato nell'ospedale. La prima telefonata che fece mia moglie non chiamò l'unica parente che c'ha a Reggio Calabria, mia moglie agrigentina, è siciliana. Chiamò Libera. Chiamò il nostro referente regionale di allora. 10 minuti, l'ospedale si riempì. Il questore in testa, che arrivò prontamente. E poi tutti gli altri. Ce l'abbiamo fatta, è andata benissimo. Torniamo a quei clienti. Enza, ci dobbiamo spostare da qua, qui non viene più nessuno. Troviamo un altro locale, ma nessuno a Reggio Calabria ci ha voluto affittare un locale, nessuno. Ancora oggi, dopo 7 anni, ci sono vendesi e affittesi, sono vuoti. E allora abbiamo tentato per la seconda volta di richiedere un bene confiscato, con l'aiuto di tante persone di buona volontà, senza nominarle.
siamo riusciti a individuare una struttura che faceva il nostro caso, una struttura distrutta, come tutti i beni confiscati lasciati dai mafiosi. Il mafioso prima di andare via distrugge tutto, con tanta solidarietà avuta a livello nazionale. Siamo riusciti a trovare l'80% della somma che ci è voluta per rifinire quel bene confiscato, per renderlo agibile. Il 15 marzo del 2016 viene inaugurato quel bene confiscato alla presenza di Don Luigi Ciotti. Centinaia di persone fuori. Un momento bellissimo, che volevano entrare a stringerci la mano, a stare un attimo con noi. Sono entrati solo le istituzioni. Poi nei giorni a seguire tanta gente è venuta a darci una pacca sulla spalla, una parola di conforto, e tante volte anche quella pacca sulla spalla va benissimo. Oggi il nostro negozio è in un bene confiscato ed è l'unico bene confiscato d'Italia dove dentro ci sono 2 vittime di mafia riconosciute dalle leggi italiane. Non c'è nessun altro, purtroppo. Sarebbe bello poterli occupare tutti i beni confiscati, anche normali imprenditori, non solo vessati. Ecco, trasformare quella bruttura in bellezza, come ci diceva Peppino Impastato. Io ci sono riuscito. È bello quel bene confiscato, è bello quel negozio. Si trova a 200 metri dal Museo Nazionale, dove ci sono i bronzi. Siamo sul centro storico perfetto della città di Reggio. Cafiero De Rao, quando è entrato quella mattina, ha definito quella struttura una luce sulla città, non perché è grande, luminoso, ma per il significato. Per il significato che chi ha scelto di denunciare continua a stare contro i mafiosi. Non avete idea di quanto sia meraviglioso entrare in un bene confiscato. Si respira un'aria nuova, diversa. E io lo faccio quasi ogni settimana per i campi di Libera, per i campi scuola che inizieranno giovedì, da diversi anni ormai. Il mafioso, quando esce dal carcere, si guarda intorno e si chiede: dov'è Tiberio? Se fosse andato via, gli avrebbero detto: non lo sappiamo. Il mafioso avrebbe detto: ho vinto io sono nella mia città con la mia famiglia, i miei amici, lui è dovuto scappare. Ecco perché abbiamo voluto fortemente rimanere, e lo faremo fino alla fine, come ho già detto. Il mafioso si arrabbia, perché cosa pensa? Non solo non mi ha pagato il pizzo, non solo mi ha mandato in galera, ma si è preso anche la mia casa. Non c'è uno schiaffo più grosso che possiamo dare ai mafiosi, e si può fare. Lo dico sempre ai ragazzi nelle scuole, si può fare. Non è impossibile, è un po' difficile, ma con l'aiuto della rete, dello stare insieme, si può fare. Io ci sono riuscito. Oggi, grazie a Dio, stiamo lavorando un po' di più. Abbiamo più voglia, abbiamo un po' di sorriso. Stiamo cercando di uscire piano piano, anche se la latitanza dello Stato è stata grande, grande. Quell'ipoteca continua come un cappio sulla testa. Non so se riuscirò, ma ho paura di una domanda che mi faranno i miei figli. Papà,
Ma è valsa la pena mandare in galera 3-4 persone e perdere la casa? Questa è la domanda a cui non potrò mai rispondere. Proprio stamattina ho scritto al Presidente della Commissione parlamentare antimafia. Ieri sera ho avuto l'indirizzo e la certezza che sono iniziate le audizioni. Stamattina, mentre viaggiavo per venire qui, ho mandato una mail. Attendo con fiducia. Sarà la 5ª volta che sarò audito in commissione parlamentare a raccontare questa storia e a chiedere aiuto. Io mi vergogno di incatenarmi su una piazza. Mi vergogno di salire su un campanile e minacciare di buttarmi giù. Mi vergogno di andare a Viminale o al Quirinale con una tanica di benzina. Io continuerò a chiedere aiuto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie mille a lei per la sua testimonianza e il suo coraggio, oggettivamente. Non coraggio, rabbia. La rabbia ci aiuta. Certo. Coraggio Grazie. non ne abbiamo. Grazie. Allora, dopo questa testimonianza è difficile tornare al tema, diciamo, più schiettamente economico, più locale, però anche a prescindere, no, dai racconti che descrivono un territorio veneto dove il fenomeno mafioso c'è, è fisicamente presente ed è violento, ci sono anche dei dati, dei racconti, una struttura della relazione tra il sistema economico e quello mafioso che sono importanti per capire, sono importanti per sapersi difendere, sono importanti per leggere e intervenire sui fenomeni. Uno di questi fenomeni, nel frattempo chiamo il professor Antonio Parbonetti sul palco. Il professor Antonio Parbonetti è un docente dell'Università di Padova, ma anche il responsabile scientifico di Crime, che è sostanzialmente un centro di ricerca sulle imprese, mafia e economia. Il professor Parbonetti, che io conosco peraltro da molti anni, ma sono padovano anch'io, ha costruito dei modelli matematici che permettono, dopo mi correggerai se sbaglio, che permettono di intuire dove sia presente la mafia all'interno di un sistema economico, all'interno di un'impresa, all'interno di un settore dove sia più o meno presente. Ha addirittura fondato una start-up che aiuta eventualmente anche il sistema finanziario, sostanzialmente le banche, gli operatori finanziari, a avere, diciamo, una prima scrematura di quelle che possono essere le società che sono in qualche maniera in odore di sistema mafioso, o perlomeno i cui indicatori non sono così cristallini da eventualmente spingere. Tu sempre mi correggerai quando sbaglierò, perché ti vedo ardentissimo. Insomma, eventualmente spingere ad indagare questi istituti attorno a queste imprese, no? Insomma, è già stato detto, non è già stato detto nello specifico per quanto riguarda il Veneto, 11.437 segnalazioni di operazioni finanziarie sospette nel 2022 in Veneto. Se non sbaglio, vado a memoria, non riesco a trovare, ecco qua, l'11,5% di crescita tra il 2021 e il 2022, in 10 anni più 144%. Quindi questo è un indice che il fenomeno è forte
E un fenomeno come quello mafioso prospera maggiormente in una situazione di crisi economica, come quella che più o meno stiamo iniziando ad intuire nei prossimi tempi. Antonio, ti lascio la parola e poi ti farò una domanda. Bene. Beh, anzitutto buonasera a tutte e a tutti. È veramente complicato ora fare questa relazione, Sì, certo. nel senso che le testimonianze sono state toccanti, però diciamo il mio è un approccio, se volete, da chi studia questo fenomeno ormai da molti anni. Ho iniziato ad occuparmene nel 2014 e me ne sono occupato in un modo che mi sembrava quello giusto, recuperando ordinanze di custodia cautelare, identificando soggetti indagati e poi condannati per mafia, identificando le aziende in cui questi soggetti fossero amministratori o proprietari e quindi studiando quelle come aziende legate alle mafie. E ho iniziato a farlo con prevalenza sul centro-nord Italia, perché per un motivo molto semplice, perché noi tutti quanti abbiamo una percezione diretta, netta, anche se le testimonianze fanno capire quanto è difficile da lontano avere una percezione netta, che le mafie, noi avevamo convinzione che le mafie fossero presenti al sud, le mafie sono presenti nel nord Italia e questo era il punto delicato. Sono presenti nel nord Italia, sono presenti ovunque nel mondo, nel senso che voi pensate che il primo codice di affiliazione all''ndrangheta all'estero è stato trovato nel 1974 a Toronto, quindi non è un fenomeno nuovo. E quindi sono presenti in tutti i paesi sviluppati. La prima cosa che voglio presentarvi è questa mappa. Questa è la mappa che noi abbiamo costruito sulla base di quel processo che vi dicevo poco fa. Quindi abbiamo recuperato soggetti indagati, soggetti condannati per mafia, le aziende e abbiamo messo su una mappa la presenza delle aziende. E qui vedete una cosa chiara, abbiamo studiato anche la Calabria, il sud Italia e il resto del sud è grigio perché stiamo completando la raccolta dati, insomma. Però il punto fondamentale è molto semplice, le mafie sono presenti nel nord Italia e ci sono 3 regioni particolarmente interessate, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Quindi non è un fenomeno che riguarda un altro posto, è un fenomeno che riguarda il luogo dove noi viviamo. Ovviamente facciamo fatica spesso a riconoscere la presenza delle mafie, anche se la testimonianza e lo spettacolo legato ad Aspide fa capire come sono qui presenti in modo abbastanza forte, serio, però abbiamo una difficoltà a comprenderlo e queste aziende sono aziende che non si distinguono dalle altre, hanno una dimensione media che è abbastanza allineata alla media delle aziende presenti in questi territori, operano in tutti i settori produttivi e se c'è un elemento che caratterizza il Veneto rispetto al centro-nord d'Italia è che c'è un numero di aziende che operano in ambito consulenza particolarmente spiccato. Dopodiché nel manifatturiero, per fare un esempio, a livello nazionale sulle aziende pulite le aziende manifatturiere sono quasi il 7%, quelle criminali che abbiamo identificato sono il 10%. Quindi fanno tutto, non pensate che le aziende legate alle mafie siano piccole, facciano trasporto, movimento terra, siano attive nell'edilizia e poco altro. Fanno tutte le attività possibili e immaginabili, nessuna esclusa. Anche servizi educativi, anche servizi di assistenza alla persona, nessuna esclusa, tutte. Perché come mai arriviamo a questo livello, questo poi lo capiamo bene. Io però la prima cosa che voglio farvi vedere è, è stato detto prima e della media, sono presenti più o meno il 6-7% di aziende legate alle mafie. Uno dice, è una percentuale piccola. La prima cosa che voglio farvi vedere è che effetti hanno sulla nostra vita queste poche o relativamente poche aziende. Abbiamo fatto un'analisi in cui tendenzialmente abbiamo identificato il momento in cui le forze di polizia identificano le aziende legate alla mafia e le tolgono da quello che è il mercato, della linea verticale nera, e abbiamo comparato cosa succede ad un'azienda che compete con una mafiosa nell'ambito dello stesso comune rispetto alle altre. Quindi mi togli un concorrente sleale, perché è legato alla mafia e dà accesso ad altre risorse che io concorrente pulito non ho, vediamo cosa succede. E cosa succede è veramente impressionante. Abbiamo trovato una situazione in cui incrementa la redditività delle aziende sane del 15%, misurato con un indicatore abbastanza standard che è il margine operativo lordo, aumenta il costo del lavoro, quando ci sono le mafie c'è anche sfruttamento,
si riduce il costo delle materie prime perché le imprese e la filiera criminale impone di comprare ad alcuni fornitori, aumenta l'efficienza complessiva delle imprese e queste imprese manifestano anche una maggiore fedeltà rispetto al fisco. Io non ho visto nient'altro, per mestiere faccio il docente di economia, quindi non sono mi occupo di mafia perché c'è la dimensione economica. Non ho visto nessun fenomeno economico che ha questo impatto sulle aziende, nessuno. Non è successo niente non succede niente di simile in nessuna circostanza. Succede tutto questo quando viene eliminata un'azienda legata alle mafie. E questo è un elemento veramente incredibile. Abbiamo provato a quantificare anche gli effetti economici, sono rilevantissimi e importantissimi. Allora, insomma, è un problema che abbiamo, sono presenti qui e toccano la nostra vita quotidiana, anche quando non ce ne accorgiamo, anche quando pensiamo di non aver avuto mai a che fare con un mafioso, anche quando ci sembra che non ci sono queste organizzazioni criminali, gli effetti però sono di questo tipo e sono effetti veramente importanti. Ripeto, non ho visto nella mia attività come docente nient'altro che abbia questa efficacia. Come hanno fatto le mafie ad arrivare qui? Perché questo è un punto fondamentale. La risposta a questa domanda è: abbiamo spalancato le porte perché non ci siamo resi conto con chi entravamo in contatto. E vi faccio un esempio. Questo esempio è un locale di 'ndrangheta. La 'ndrangheta ha delle divisioni, delle attività delle divisioni, che si chiamano locali, e vi faccio un esempio di un locale di 'ndrangheta nel nord Italia. Io ho modificato i numeri, non è riconducibile, non è mio interesse fare nomi perché la mia è un'attività diversa, però ci tengo a farvi vedere questo esempio che credo sia molto illuminante. Non dobbiamo mai dimenticare che sono nate intorno alla metà dell'Ottocento, quindi hanno 170 anni di storia, si rigenerano, hanno 170 anni di storia, pensate quante cose sono cambiate e le mafie sono ancora attive, e hanno una capacità, hanno una struttura unitaria in cui separano le attività illegali da quelle apparentemente legali, e questo diventa il meccanismo con cui entrano in contatto con noi. Questo è un esempio in cui ci sono 7 capi, 15 organizzatori, 10 partecipi, e la struttura verticale, potremmo dire i dirigenti, i quadri e gli impiegati, una struttura organizzativa verticale come se ne vede in molte altre circostanze. E cosa fanno i capi? La risposta è semplice: 1 è il boss, 3 si occupano di attività lecite, fanno solo attività apparentemente lecite, e 3 fanno attività illecite. Quindi quelli che interagiscono con noi non fanno attività illecite, si presentano a noi con dei ruoli formali puliti. Sono imprenditori, possono essere ingegneri, possono essere avvocati, possono essere autori commercialisti, programmatori, software, consulenti, hanno questa caratteristica, però appartengono alla stessa struttura organizzativa, e il giorno in cui serve il ricorso alla violenza, per loro non è difficile recuperarlo, perché gli altri 3 fanno l'attività illecita. Estorsioni, minacce, usura, droga, tutto quello che noi conosciamo. Questa distinzione, questa separazione tra attività lecite e attività illecite, noi la troviamo a livello di capi, la troviamo a livello di partecipi e a livello di organizzatori. L'interazione con la società civile avviene attraverso dei canali, cioè con noi, che non abbiamo nessuna voglia di per sé di entrare in rapporto con la mafia, avviene attraverso dei canali che ci rassicurano, salvo che il legame con la parte più violenta è diretto e immediato. Il boss di questo locale, per mestiere ufficialmente, era il presidente di un'associazione culturale. Questo è il suo mestiere ufficiale. Questo è nel nord Italia, questo è un locale di 'ndrangheta nel nord Italia. Ne hanno identificati uno in Veneto poco tempo fa, uno in Trentino poco tempo fa, 23 in Lombardia, ma perché le indagini sono partite molto prima, e sono sparse un po' in giro per l'Italia. Quindi diciamo la presenza in ambito economico avviene tramite soggetti che non svolgono attività considerate illecite. È una presenza che non desta preoccupazione.
E a questa presenza che non desta preoccupazione sono gli imprenditori spesso che si rivolgono sperando di avere un vantaggio. E il vantaggio è: smaltisco rifiuti a basso prezzo, ho manodopera che costa poco, posso acquisire capitali, mi serve fare recupero crediti, trovo e penso di poter sfruttare la mafia a mio vantaggio. Questo è la fine dell'attività economica ed è il disastro più completo, come abbiamo visto prima in quell'opera teatrale rappresentata benissimo. Questo è il nostro punto delicato. L'imprenditore di prima è stato avvicinato, gli hanno chiesto il pizzo, lui ha detto di no. Qui la cosa preoccupante, ed è fondamentale che se ne parli, è che sono gli imprenditori che si rivolgono alle mafie, chiedendo dei vantaggi. Un'indagine importante che ha riguardato il Veneto, c'è un imprenditore di Verona che ogni settimana chiede a un imprenditore dell''ndrangheta di dargli 100.000 euro contanti e lui gli fa un bonifico di 102.000 euro a settimana. Un anno a 54 settimane vuol dire accumulare più di 5 milioni di euro di nero. Quello dell''ndrangheta era seduto, aspettava che qualcuno lo chiamasse ed è arrivato. In altre indagini importanti nel Nord Italia ci sono imprenditori che si rivolgono per chiedere dei servizi. Importantissima un'indagine in Toscana di poco tempo fa, potete cercarla con Google, l'indagine Cheo è un consorzio della Concia delle Pelli che si rivolge a un imprenditore legato all''ndrangheta per fare trasporto e smaltimento di rifiuti a prezzo basso. Però quando il prezzo di mercato è 60 euro e io lo pago 15, mi deve venire in mente che quello è sbagliato. Quando mi chiedono di fare una fattura falsa, quello non si deve fare, perché può sembrare niente, può sembrare un elemento banale, ma tanto perché me lo chiede un collega, si avvicina un ingegnere per chiedervi qualcosa, si avvicina un commercialista per chiedere una fattura falsa, si avvicina un altro imprenditore per chiedere, però quello è l'inizio di una valanga che travolge molte attività economiche, creando un disastro che è incredibile. È un strumento di mimetismo questo, che però ha ripercussioni veramente sostanziali. Cerchiamo di capire i modelli operativi. I vari gruppi criminali, detto prima in modo molto bene, hanno ormai saldato fuori dalle regioni di origine una sostanziale alleanza per sfruttare le due piattaforme che sono veramente essenziali. Quella logistica e quella finanziaria. Quella logistica perché loro hanno chiaramente nel traffico di droga uno dei canali di arricchimento più importante. Dopo, quindi gli serve la logistica per trasportare droga e gli serve la logistica per ritrasportare contanti nei paesi che il contante lo accettano senza guardare e senza farsi problemi. E non sono lontani da noi, perché Montenegro, Austria, Germania, Olanda, il contante gira in modo abbastanza libero. Quindi logistica è la piattaforma che viene utilizzata e su cui le varie organizzazioni criminali interagiscono. Il settore dei trasporti è un settore molto critico. È evidente perché la logistica serve. E poi c'è quella finanziaria in cui bisogna immettere il contante e bisogna reinvestirlo. Anche nell'ambito della finanza i gruppi criminali cooperano senza particolari problemi. Il reimpiego, come lo reinvesto, avviene tramite un meccanismo di falsa fatturazione. È lo strumento chiave utilizzato, perché i soldi vanno da una banca all'altra banca, sono puliti, arrivano su un conto corrente ed è tranquillo il risultato che loro hanno. Mentre l'immissione necessita di due dimensioni, viene fatta utilizzando due canali diversi. Uno, quegli ambiti in cui la normativa è meno restrittiva, e in Italia abbiamo tutte le ditte individuali e le società di appunto persona che hanno dei vincoli normativi più bassi, e lì è un canale. Ovviamente questo non vuol dire che bisogna per forza dappertutto fare controlli elevati, però questo è importante saperlo, è un vincolo, è un tema delicato, e i paesi che nell'Unione Europea consentono l'utilizzo di quello che è il contante. Per cui il camion che mi trasporta la droga da Amsterdam in Italia arriva in Olanda con i contanti o con i lingotti d'oro. Quei lingotti d'oro e quei contanti vengono depositati e quella banca in Olanda, in Germania, in Austria mi dà una garanzia ad un'impresa qui che acquista un mutuo. Magari è un'azienda neocostituita, per cui, però quel mutuo ha
un deposito, restituisco il mutuo e ho i soldi puliti. Ce li ho puliti, reinvesto. Reinvesto in attività lecite, perché non dobbiamo mai dimenticare un dettaglio fondamentale. L'arricchimento è un obiettivo di queste organizzazioni criminali, ma il potere è l'altro elemento. C'è un'intercettazione telefonica importante in un'indagine che è l'indagine Emilia, che ha riguardato, diciamo, l'Emilia Romagna, Reggio Emilia, ma ha riguardato Verona, ha riguardato Mantova, insomma ha riguardato anche il Veneto, perché la Cosca Grande Eracri, che è quella toccata in Emilia Romagna, in realtà ha molte propaggini in Veneto, in cui questi due mafiosi sostanzialmente a un certo punto dicono i nostri obiettivi sono due, A pila e A potenza, questo è il termine che usano. A pila sono i soldi, la potenza è il potere, la capacità di condizionare, quindi l'elemento del reinvestimento è essenziale per loro, perché reinvestire vuol dire condizionare la nostra vita. E noi non dovremmo permetterglielo, perché non è un bel condizionamento. Quindi il meccanismo è abbastanza semplice, lo spiego qui bene, quindi immetto le risorse del circuito economico utilizzando quei livelli a basso elemento di appunto controllo, le risorse le trasporto mediante falsa fatturazione e le investo in attività economiche. Perché questo è preoccupante? Perché quando qualcuno si avvicina e ci chiede di fare qualcosa che non è proprio lineare e la falsa fatturazione rientra in questo, dove magari la sensibilità è più blanda, in realtà stiamo agevolando e avvantaggiando queste strutture e queste organizzazioni. Quindi pensate, il meccanismo è molto semplice, io ho un traffico di droga, i porti fondamentali in Europa sono Anversa e Rotterdam, in Italia abbiamo anche chiaramente Gioia Tauro, Livorno, anche Civitavecchia, Genova, insomma, però diciamo, Anversa e Rotterdam sono i due porti principali. Il contante lo utilizzo in Germania e in Olanda per acquistare delle attività economiche, queste attività economiche con i soldi sporchi, queste attività economiche acquistano da imprese localizzate in Italia legate alle mafie, pagano bonifico bancario pulito, i soldi sono rientrati in Italia puliti e pronti per essere impiegati in qualunque attività. Ecco che il legame, la droga e le attività economiche lecite non sono distanti, sono unite con un grado di separazione basso. Quando queste risorse arrivano in un'azienda, succede quello che vi faccio vedere in questo grafico, ve lo spiego ma può sembrare in questa tabella, ve lo spiego ma può sembrare complicato. Questa è un'azienda vera di trasformazione dei prodotti, lo esemplifico perché insomma così si può capire, altrimenti se facessi vedere regressioni, robe varie, diventerebbe un linguaggio complicato anche per i più, poi è l'ora tarda. La prima colonna è l'anno, questo è chiaro, la seconda che voi vedete, quella colonna che si chiama rotazione degli investimenti, vuol dire quanti euro di fatturato faccio con un euro di investimento, e vedete fino al 2012 è abbastanza tranquillo, investo un euro, faccio un fatturato di un euro. Un'azienda industriale più o meno funziona così. Investo, fatturo. Vuol dire che il totale attivo, il totale degli investimenti che ho è uguale più o meno al fatturato che devo generare. Poi a un certo punto vedete che qui i numeri crescono in modo significativo, nel 2016 arriva a 5,75, che è un numero che si avvicina molto bene a un'attività invece al commercio, al dettaglio, cioè investo in struttura 100 euro, faccio 600 euro di fatturato più o meno, questo è il significato. Non è normale per un'attività industriale, in effetti in questa azienda in quegli anni dimezza l'investimento e quadruplica il fatturato. Quindi dimezza la struttura fisica per produrre e quadruplica il fatturato. Dice, ma com'è possibile che io per produrre non ho cambiato prodotto, il prodotto è sempre lo stesso, lo vendo più o meno a un prezzo simile, non è successo niente di apparente, però com'è possibile? La cosa importante è che questa azienda che dimezza il fatturato, quadruplica il fatturato, ci guadagna anche di più, perché la terza colonna, questo acronimo ROS, vuol dire Return on Sales, è il margine che mi rimane sulle vendite. Io prima, quando vendevo 100 euro, mi ristavano più o meno 10 euro, nel 2016 me ne rimangono 21 di utile. Quindi dimezzo gli investimenti, quadruplico il fatturato, raddoppio quanto mi rimane. Le altre colonne sono molto semplici perché vuol dire, in simultanea
riesco anche a farmi pagare prima dai miei clienti, tant'è che la variazione dei crediti e la variazione dei ricavi, vedete, non collimano. I ricavi crescono, i crediti crescono poco. E quindi vuol dire che io, se prima mi facevo pagare in 60-90 giorni, poi mi faccio pagare in 30. Quindi vuol dire che sono stato proprio così bravo che in 4 anni ho ridotto gli investimenti, quadruplicato il fatturato, guadagnato il doppio e mi faccio pagare prima. Non esiste. Questa è un'azienda che ha legato alla mafia, e c'è un'azienda legata alla mafia che gli ordina i prodotti e che glieli paga subito, perché tanto. Ultima slide. Io ho altri 2 minuti? Facciamo 1 e mezzo? 1 e mezzo. Mi sono dilungato, non pensavo di aver fatto è interessantissimo. Questo è l'elemento importante. Ma guardate, stavo leggendo un'indagine in questi giorni, così rubo un altro minuto. Indagine molto semplice, c'è un venditore di prodotti agricoli che ha pagato la rucola non a quantità consegnata, ma ad ettaro coltivato. Ma perché poi l'indagine scoprono che sono parte dello stesso gruppo criminale, l'investitore in house, questo commerciante in house riceve soldi dall''ndrangheta e quindi glieli riporta a casa. Questo è. Ma questa qui è un'attività economica che apparentemente è di grande successo, nel suo massimo splendore, faceva pubblicità anche sulle reti RAI, ha comprato dei marchi importanti nel suo settore, quindi era un'azienda che fintanto che non si è identificata entrava dappertutto e in tutti i posti dove si poteva entrare con un ruolo imprenditoriale importante. Questa slide la faccio e poi mi fermo. Questa è un'indagine importante, l'indagine Gambling. Ci sono 96 aziende coinvolte. Queste 96 aziende coinvolte, vedete, sono 31, anzi guardate, 48 sono SRL e 3 SPA, il resto sono tutte quante ditte individuali, SNC e società in accomandita semplice. Se vedete c'è tutta la filiera per fare il gioco d'azzardo, quindi c'ho i punti vendita, c'ho chi mi vende i computer all'ingrosso e al dettaglio, c'ho l'informatica, c'ho la riparazione, c'ho la manutenzione. Questa è la filiera produttiva di un gruppo criminale che internalizza la filiera per favorire la falsa fatturazione. Quando voi vedete che c'è una ditta individuale, una SNC, una SPA e una SRL, spesso è lo stesso imprenditore che ha la ditta individuale in Calabria, la SNC in Basilicata, la SRL a Padova. Padova può essere anche un altro posto. Questa è la dinamica ed è il modo con cui si muovono. Noi vediamo la SRL, dietro c'è tutto il resto che consente a quella SRL di essere di successo e visibile e di sedersi in tutti i salotti. E qua sta un punto importante. No? Il lavoro che tu hai fatto, secondo me è eccezionale, poi ci conosciamo, però effettivamente è un lavoro importante, è quello di sistematizzare questi dati, cioè riuscire a riconoscere in maniera sostanzialmente automatica alcuni indicatori che fanno emergere il sospetto che la realtà economica non sia normale in qualche maniera, no? Ti finisco la domanda. Tu hai sviluppato un'app. La Guardia di Finanza del Veneto, tramite dei percorsi molto simili, sta costruendo, o meglio, ha già costruito un sistema di alert, insomma, significativo. La domanda che ti faccio è: questi strumenti hanno una funzione, possono essere un aiuto e per la sanzione e anche per la eventuale prevenzione del coinvolgimento del professionista, per esempio, che magari non lo sa, ma una volta che viene a sapere che insomma è fattibile riconoscere il suo ruolo, insomma magari. Allora, noi utilizzando appunto questi ragionamenti abbiamo provato a sistematizzarli per un motivo con un'idea molto semplice. E ve la racconto come è venuta l'idea. Una banca media ogni giorno ha 15 milioni di transazioni. Controllarle tutte è complicato. Sapere dove guardare è l'elemento essenziale. E quindi abbiamo immaginato di prendere i dati che esistono, di metterli a sistema, di elaborare un algoritmo che restituisce un grado di pericolosità. Questo elemento è utile non per la sanzione, no, certo. Per la verifica.
però per dire lì devo stare più attento e lì devo stare meno attento. Questo si può fare. Un problema che noi abbiamo nell'ambito della pubblica amministrazione in termini generali è che ci sono moltissimi dati, spesso molto frazionati e non messi a sistema, e questo è chiaramente un tema delicato, perché invece con tutte le informazioni esistenti a tutti i livelli, l'informatizzazione consentirebbe di avere molti dati e molti elementi a disposizione per poter decidere. E quindi questo è un contributo, credo, che noi facciamo. Ovviamente io l'ho fatto lato studio, attività di ricerca, c'è una collaborazione, penso, ma poi con la DIA, con il Comando Generale, sia della GDF a livello nazionale, Veneto, insomma, abbiamo delle collaborazioni particolarmente attive proprio perché c'è una serie di... queste informazioni messe a sistema aiutano a capire dove sono gli elementi delicati e i problemi. Permettetemi una testimonianza personale a proposito di questo. Ho intervistato non tantissimo tempo fa il comandante generale della Guardia di Finanza del Veneto, che mi ha mostrato effettivamente il meccanismo secondo il quale lo riescono a orientare le attività di indagine relativa, insomma, agli eventi criminosi, ottimizzando le risorse che hanno in materia, no? Ma ancora prima avevo visto dalla Camera di Commercio dei sistemi informatici che permettevano di analizzare le relazioni che c'erano tra attori del sistema economico, soci d'impresa, no? E già solo questo, che è poi parte del sistema della Guardia di Finanza, permette, volendo, di andare a fare degli approfondimenti significativi, ecco. Sì, questo qui è senza dubbio un elemento fondamentale, credo che sia veramente utile e importante. Bisogna evitare una trappola, questo è un elemento importante e credo che in questo la ricerca scientifica possa essere utile. La trappola dei dati è osservo un caso e da quel caso ne faccio la regola. Allora, questo rischia di essere un problema. Osservo un caso, lo confronto con i casi invece puliti e da lì estrapolo delle regole, questo è un vantaggio notevole. Vi faccio un esempio molto semplice su cui è facile. Noi spesso gli aneddoti ci dicono che se una società cambia spesso assetto proprietario, allora ci può essere un sospetto. In realtà se uno compara il cambiamento di assetto proprietario delle imprese legate alle mafie con quelle pulite, la differenza non è significativa. Allora è vero che quelle delle mafie cambiano, ma cambiano anche le altre. E quindi se guardo quella della mafia mi rendo conto, guarda, l'assetto proprietario è cambiato frequentemente, allora è mafiosa. No, quindi i dati bisogna utilizzarli sempre in modo molto attento, perché altrimenti possono anche essere una trappola in cui noi guardiamo un elemento, concludiamo che quella cosa è così e ne facciamo una regola generale. Invece è un'osservazione puntuale che prima di essere generalizzata ha bisogno di molte analisi e di molta attività. E quindi questo qui è l'unica cautela, dopodiché appunto con la GDF la collaborazione è aperta, quindi diciamo questa è una cosa su cui il nostro paese deve crescere molto, nel senso che le informazioni sono presenti, sono diffuse, sono parcellizzate e questo è un elemento delicato. Faccio un esempio che lo ripetono spesso imprenditori. Un imprenditore non è scontato, se non legge il giornale ogni giorno, che un'impresa ha un'interdittiva antimafia e quindi non può lavorare più con la pubblica amministrazione, rischia di lavorare con un'impresa privata. Questo è un elemento che uno deve poter recuperare con estrema facilità, perché altrimenti gli ho impedito di lavorare con l'azienda, con lo Stato, ma io imprenditore pulito, se questo ha avuto un'interdittiva antimafia ad Aosta, a Treviso rischio di non saperlo, perché trovare l'interdittiva antimafia è una cosa impossibile. Ho scovato di tutto perché sono riuscito a recuperare informazioni che quando mi ero messo a lavorare mi hanno detto ma tu sei fuori di testa, ma queste interdittive sembrano chiuse in una cassaforte impenetrabile e invece è un'informazione che un imprenditore pulito dovrebbe avere, anche perché come faccio a sapere, anche perché altrimenti rischio di collaborare con uno che è l'interdittiva antimafia senza neanche saperlo, quindi insomma si genera un meccanismo che non è necessariamente pulito. Antonio, ti interrompo, scusami. Benissimo. Perché siamo effettivamente in un momento un po' delicato, perché siamo proprio in zona Cesarini con la sala, quindi abbiamo ancora degli ospiti. Io non posso che ringraziarti tantissimo. Io ringrazio voi, grazie di tutto. Avevo più o meno terminato in effetti, quindi benissimo così. Grazie di nuovo. Grazie mille. Allora, noi tecnicamente abbiamo solo pochi minuti, però ci prendiamo il tempo necessario per fare diciamo, l'ultimo doppio intervento. Parliamo di decreto legislativo 231 del 2001.
Primo a salire sul palco Alessandro Gasparetto, presidente di IQT Consulting, società da 40 milioni di euro circa di fatturato, quindi una società di consulenza importante del territorio, che invito appunto a salire sul palco. Non lo vedo, ma... Ah, eccolo! Ok, perfetto. No, se non ti volevi sedere sul divanetto? Grazie. Ecco, perfetto. Grazie, dai, sì, che sennò mi sento solo. Senti, insomma, governance, controlli, prevenzione, approccio multidisciplinare. Io ti chiederei della governance, cioè nel senso, tu hai una società di cui sei presidente, che conduci. Insomma, il tema della relazione con il tuo management, il tema della struttura, dell'andamento della tua impresa, delle relazioni, di come si interagiscono, diciamo, tutta la struttura con l'esterno. Ok, bene. Allora, per contestualizzare bene il tema che seguirà anche l'intervento dell'avvocato Giuliano Viviano, come dicevi, la Cuba come volume d'affari un 40 milioni di euro e impegna 500 persone, circa 500 persone tra tutte le società del gruppo e è impegnato opera sull'intero territorio nazionale attraverso sedi operative su quasi tutte le regioni italiane. Il discorso della governance, allora, è stato grazie alla sapiente opera e formazione culturale dell'avvocato Giuliano Viviano, che poi farà l'intervento, che ha formato da un punto di vista culturale sul tema della legalità e onorabilità, ha fatto una grande opera di sensibilizzazione presso il management, presso la governance di IQT, il quale dopo approfondite riflessioni a fine del 2019 ha deliberato l'adozione del modello organizzativo 231 e l'organo di vigilanza. Questo cosa ha comportato? Allora, ha comportato una piena consapevolezza dell'importanza di presidiare costantemente quegli aspetti, quei criteri di legalità e onorabilità che devono governare tutta la nostra attività e attraverso l'adozione quotidiana dell'impianto normativo che prescrive il decreto legislativo 231 del 2001, cosa porta? Porta a presidiare costantemente e a verificare e analizzare e quindi di conseguenza prevenire comportamenti illeciti, perché la 231 nasce per permettere alle aziende di prevenire i reati. Posso farti una domanda cattiva? Ma conviene? Cioè, nel senso, che vantaggio ne avete voi? Allora, conviene, anche perché alla luce di tutte le testimonianze che mi hanno preceduto, conviene. Allora, innanzitutto per mantenere la dignità della persona e di comportamenti di questo tipo qua. Conviene perché, allora, come operatori economici noi abbiamo il dovere di dare una prospettiva di lavoro alle persone con una visione di lungo termine. Allora, per perseguire la visione a lungo termine in un'azienda allora, concorrono vari fattori, ma è determinante operare costantemente all'interno di un perimetro di legalità, per due motivi. Per due fattori. Uno è un fattore intimo, personale, di correttezza comportamentale. Due è che attraverso l'impianto del normativo ti induce ad analizzare non solo da un punto di vista tecnico, ma anche di correttezza e onorabilità tutte le persone e le organizzazioni che vengono in contatto con l'IQT. Quindi parliamo di fornitori, consulenti, il personale stesso. C'è anche uno standing aziendale, no? Che si lega a questo genere di scelta, cioè nel senso
venite eletti come più affidabili, più seri. Sì. No? C'è un riconoscimento esterno, sì, presso i nostri clienti, presso tutti i portatori di interesse verso IQT, c'è un riconoscimento in questo senso qua. Parallelamente alla 231 IQT ha aderito volontariamente al rating di legalità, che è un istituto dell'autorità garante per la concorrenza e del mercato. Quindi c'è in noi una scelta sì, intima e personale. Però allora, non vorrei fare un intervento troppo autoreferenziale per l'IQT, perché il titolo del convegno è l'impegno degli ingegneri. Certo. Allora, quello che volevo dire è che allora gli ingegneri, durante la loro opera, avendo un osservatorio privilegiato sul comparto delle costruzioni, e sappiamo che è uno dei settori storici, no? Storici, però è uno dei settori attenzionati dalle attività criminali. Gli ingegneri hanno il dovere e gli strumenti, che poi spiegherà molto bene l'avvocato Viviano, hanno il dovere e gli strumenti per presidiare, per intercettare e prevenire le attività criminali. Quindi il dovere degli ingegneri, l'impegno degli ingegneri, certo, è anche questo. Quindi oggi sono presenti esponenti del mondo politico, del mondo religioso, esponenti del mondo accademico, dell'imprenditoria, esponenti delle forze dell'ordine, che quotidianamente sono impegnate in un preziosissimo lavoro di contrasto al cosa, però come negli interventi precedenti, qua prendo in prestito un po', mi permetto di prendere in prestito la famosa frase di John Fitzgerald Kennedy, che dice: non chiediti cosa lo Stato può fare per te, ma chiediti cosa tu puoi fare per lo Stato. Certo, anche tante volte lo Stato no, sullo Stato abbiamo fiducia, però il contributo dei cittadini e di tutti quanti è importante, l'ha detto anche Don Ciotti prima. Certo. Quindi gli ingegneri hanno il dovere, possono contribuire a rendere, a contribuire con lo Stato a rendere questo paese migliore, e lo dobbiamo a tutte le persone che hanno dato la vita per questo bellissimo paese. Certo, grazie mille. Insomma, un applauso. Grazie. Chiamo sul palco Giuliana Viviano, legale di Deloitte e anche la responsabile dell'organismo di vigilanza di IQT Consulting. Grazie. Sì, c'è le slide. Sì. Ecco, sì, insomma, immagino che tu ci parlerai dell'aspetto più legale, no? Esatto, buonasera a tutti. Sì, Alessandro Gasparetto mi ha chiesto di intervenire questa sera per spiegare cos'è il modello organizzativo e come può aiutare le imprese in questo percorso virtuoso verso la legalità. Il decreto legislativo 231 del 2001 nasce per prevedere nell'ambito dell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti, cioè anche le società possono essere passibili di sanzioni sia di tipo pecuniario o anche interdittivo nel momento in cui gli esponenti aziendali commettono dei reati, c'è un elenco tassativo di reati previsti dalla 231 nell'interesse o vantaggio della società. Questo significa che l'ente viene sanzionato nel momento in cui alcuni esponenti entrano in contatto con associazioni criminali perché vogliono ottenere dei vantaggi per la società e quindi in qualche modo creano un sodalizio criminoso con queste società colluse evidentemente con la criminalità nell'interesse o vantaggio dell'ente. Ho sentito prima parlare
del fatto che poi queste società che sono colluse con le associazioni criminali propongono condizioni di mercato particolarmente vantaggiose, o nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti propongono condizioni economiche o magari autorizzazioni ministeriali per l'esercizio della professione che non vengono richieste. Ecco, in tutti questi casi è molto probabile che i soggetti con cui si interfaccia la società non siano soggetti puliti, ma che appunto dietro ci siano delle associazioni criminali. Come fa una società a impedire che gli esponenti stessi della società o anche dipendenti, nella costante corsa di ottenere dei vantaggi economici, possano poi venire in contatto con questi soggetti? Le società possono dotarsi su base volontaria, perché la normativa 231 non impone un obbligo, ma è una dotazione su base volontaria. Devo dire, su questo IQT per esempio è stata particolarmente virtuosa. Possono appunto dotarsi di modelli organizzativi che, se efficacemente attuati all'interno dell'organizzazione, quindi non devono essere dei semplici pezzi di carta o delle dichiarazioni di principio, saremo sempre connessi alla legalità e saremo sempre bravissimi, non è questo, ma nell'ambito della operatività di tutti i giorni, in tutti i processi aziendali, devono applicare principi di comportamento comunque legati alla correttezza delle attività imprenditoriali, e mettere anche in pista determinati controlli proprio onde evitare che poi nella vita di tutti i giorni, ripeto, il dipendente affannato di voler ottenere particolari vantaggi, bonus per se stessi o comunque vari vantaggi competitivi, possa poi immettersi in relazioni di business con soggetti poco puliti e poi coinvolgere tutta l'attività, tutta la società in partnership non poco pulite. Ecco. Nell'ambito del modello organizzativo 231 i reati presupposto sono anche quelli legati alla criminalità organizzata, quindi se un ente, quindi una società, commette un reato di criminalità organizzata comunque è passibile di sanzione. Anche i reati di riciclaggio sono contemplati nel decreto 231. Ad esempio la condotta della richiesta della falsa fatturazione è qualcosa che comunque può portare poi a una responsabilità 231, quindi il legislatore sta cercando di ampliare il novero di questi reati proprio per sensibilizzare e responsabilizzare le società nel porre in essere i controlli di cui dicevamo prima, che poi controlli e procedure aziendali sono finalizzate proprio a mettere alla porta potenziali clienti che ci chiedono di magari chiudere un occhio nell'ambito della direzione lavori su le verifiche di onorabilità dei soggetti subappaltatori, o magari subappaltatori che non applicano in senso stretto le norme sulla salute e la sicurezza per i lavoratori, quindi il decreto legislativo 8108, perché magari cercano di risparmiare sui costi della salute dei lavoratori, la vediamo tutti i giorni questo cosa comporta. Ecco, dobbiamo cercare di presidiare queste attività e di mettere appunto alla porta potenziali clienti che fanno questo tipo di richieste, fornitori che si propongono condizioni di fornitura che non sono di mercato, anche quello è un campanello, o magari appunto qualche società, anche società di persone o piccole società, che hanno come legale rappresentante la signora Maria Rossi pensionata. Ecco, quello deve farci venire forse il dubbio, certo, che non sono poi tanto trasparenti, ecco, come minimo. Posso farti una domanda? Sì. Ma come si fa? Come si fa? Allora, le procedure che noi scriviamo proprio nero su bianco prevedono dei controlli preventivi, cioè andare a fare una banale visura camerale dove appunto c'è scritto che il legale rappresentante di quella società è Maria Rossi pensionata, andare a vedere su Google se il legale rappresentante è comunque già stato coinvolto in qualche procedimento penale. Anche quello che sentivamo nella rappresentazione teatrale, ma io ho visto che c'era la pubblicità sul Mattino di Padova, ma mi sembra un po' poco come
come controllo certo. di onorabilità. Forse se avessero verificato appunto chi erano questi soggetti. E questa è una procedura operativa Standard, e noi abbiamo proprio consigliato l'istituzione di un ufficio gare nelle società in cui facciamo consulenza, tra cui IQT, per cui ci sono delle persone che tutti i giorni chiedono alle controparti una dichiarazione proprio di determinati requisiti, quindi si fa proprio una selezione la chiamiamo proprio di onorabilità. Non dico che un soggetto che magari si è macchiato in passato di qualche condotta perché magari su Google ha avuto un'indagine debba essere marchiato a vita, però quello è un indice, è un indicatore di anomalia. Gli indicatori possono essere tanti, dal comportamento reticente del cliente che non mi vuole dare informazioni, la movimentazione di denaro, mi chiedono la falsa fatturazione, non si capisce bene qual è effettivamente il flusso, no, del denaro. Sono tutti indicatori di anomalia che messi insieme. Questa è l'attività dell'organismo di vigilanza? Questa è l'attività di una società che si dota di un modello organizzativo, e l'organismo di vigilanza è sempre previsto dal decreto 231 come un organismo esterno alla società che supporta e aiuta la società, l'impresa in queste attività che comunque sono molto impegnative. Certo. L'organismo di vigilanza può essere, di solito un organismo di 2 o 3 soggetti, ci possono essere dei dipendenti o anche dei consulenti esterni che fanno parte di questo organismo, e l'organismo supporta, vigila, controlla, verifica. C'è proprio un'attività anche di interviste alle persone tutti i giorni per chiedere come va. Ci sono dei canali di segnalazione, adesso va anche, forse qualcuno avrà sentito il whistleblowing, cioè quella normativa che è stata recentemente adottata anche in Italia, è una direttiva comunitaria che per fortuna è stata adottata anche in Italia, dove si permette al soggetto di segnalare attività magari nel proprio ufficio non trasparenti, e poi tutelandolo, diciamo così. Tutelando se stesso ovviamente e tutelando anche la società, perché nel momento in cui la società entra in contatto con soggetti poco puliti non solo rischia la sanzione, rischia la chiusura, l'interdizione poi dal poter avere rapporti con la pubblica amministrazione, rischia di non poter partecipare alle gare pubbliche. C'è un rischio reputazionale perché poi gli eventuali clienti non si rivolgono più a te, e alla fine quel dipendente magari rischierà in sostanza il posto di lavoro perché la continuità aziendale viene messa a rischio. Era una domanda che ti volevo fare: a che livello dell'organizzazione vengono date queste informazioni generalmente? Allora, nella struttura organizzativa? Nella struttura organizzativa ci sono ovviamente più livelli, e la governance, un disegno di governance è un termine inglese che significa dare una definizione di ruoli e responsabilità alle persone. Ovviamente l'imprenditore, l'organo dirigente è il primo soggetto che si deve porre ovviamente questo tipo di dubbi. Ci sono poi ovviamente i dipendenti preposti anche a questo tipo di controlli, e ci sono anche i consulenti esterni. Io sono un avvocato, faccio consulenza esterna alle aziende. Secondo me, quando ne parlavo anche con Alessandro, anche gli ingegneri nell'ambito della loro attività professionale possono porsi in questo ambito, perché nella catena, no, nella filiera di soggetti, nella direzione lavori, piuttosto appunto nelle attività di appalto, certamente hanno a che fare con soggetti, scusate se uso il termine certamente, ma dico probabilmente, ecco. Può darsi che possano entrare in contatto con questo tipo di soggetti. Poi per fortuna degli ingegneri non esiste un obbligo di segnalazione di operazione sospetta come ce l'abbiamo noi avvocati, perché per fortuna la normativa antiriciclaggio è prevista per i commercialisti, gli avvocati, non gli ingegneri, ma comunque gli ordini professionali impongono comunque codici di comportamento e codici etici. Il motivo per il quale siamo qui, insomma, in qualche maniera. Esatto, no? Per l'attività di formazione e la diffusione di questi principi è altrettanto importante. Questo è il motivo per cui siamo qui stasera. E così l'ultimo commento: mi ha fatto molto piacere che la mia attività di formazione in IQT insomma la vedo ben pregnante. Infatti Alessandro, senza che ci fossimo preparati, ha ben esposto i contenuti della 231. Grazie mille. Grazie a tutti. Mille.
Beh, allora siamo in chiusura con qualche minuto di ritardo, ma non una roba terrificante, grazie anche a tutti i nostri relatori, devo dire la verità, sono stati bravissimi, ma in chiusura io chiamerei sul palco il presidente della Federazione degli Ordini Regionali e Eva Gatto e Eleonora Dalla Corte, presidenti rispettivamente, se non sbaglio, di Treviso e Belluno, che sono le ideatrici di questo, che però non... Eccole, perfetto. A questo punto io vi lascio il microfono per le conclusioni. Io ringrazio tutti i relatori e tutta l'intensità che c'è stato questa sera, che ci ha tenuto inchiodati a senza neanche una pausa. Passo velocemente la parola alle nostre due presidenti che hanno voluto questo evento. Sì, ovviamente ringrazio tutti quelli che si sono trattenuti fino adesso e ringrazio anche chi ha permesso che si svolgesse la giornata come l'avevamo pensata e come è stata prevista. Ovviamente, necessariamente, dopo tutto quello che ci siamo detti oggi, l'impegno degli ingegneri deve continuare, quindi io e Eva passiamo la palla anche la palla. Appassionatissima di rugby è un termine che mi alla Presidente degli Ordini di Vicenza, Tania Balasso, e al Presidente dell'Ordine di Padova, Riccardo Schwarz, che porteranno avanti l'iniziativa prevista per l'anno prossimo. Grazie ancora a tutti e arrivederci l'anno prossimo.